Buongiorno e buon lunedì, puntuali sono le 12 in diretta insieme fino alle 14:30 con tanti aggiornamenti, notizie a partire naturalmente dall'emergenza coronavirus che si incentra in questi giorni sui ritardi che preoccupano sul fronte vaccini. Sarà sicuramente un tema che verrà affrontato anche dal governatore Zaia, il cui punto stampa seguiremo in diretta a partire dalle 12:30. Naturalmente poi a tenere banco anche la crisi di governo che in qualche modo sta bloccando quelli che sono i provvedimenti sul tavolo dell'esecutivo per un'emergenza economica che ormai va di pari passo con quella sanitaria. Allora partiamo proprio da qui con il neo rieletto presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. Buongiorno e innanzitutto congratulazioni per questa rielezione. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Un incarico riconfermato in un'epoca non certo semplice. Presidente, come dicevo, purtroppo anche la crisi di governo si è aggiunta a complicare le cose perché insomma gli stessi esponenti di governo, abbiamo avuto sia il sottosegretario Variati che il sottosegretario Baretta, hanno spiegato come due partite importanti che sono il Recovery Plan da una parte e il decreto Ristori 5 dall'altra sono al momento fermi, congelati proprio per questa crisi di governo. Vabbè, sì, intanto sulla mia rielezione aveva fatto un bel rodaggio durante l'ultimo anno, quindi diciamo che sono abbastanza preparato, anche se non si è mai preparati di fronte a eventi così importanti, così difficili. È vero, oggi il momento ancora più complicato, la crisi pandemica, la crisi economica, si aggiunge una crisi politica e non era proprio questo il momento che noi ci auguravamo queste cose. Ci sono delle importanti partite più che per le nostre imprese, vorrei dire veramente per le nostre, per noi, perché dobbiamo e sappiamo quanto siamo afflitti a tutti i livelli da questa crisi economica. Non era, è difficile per tutti, penso, comprendere quello che oggi sta succedendo e sta succedendo a Roma. Fa male, fa arrabbiare. Quali sono i sentimenti nel mondo economico di fronte a questo stallo che non potrebbe trovare periodo peggiore per verificarsi? Ma fa arrabbiare perché le scene le abbiamo viste tutte quante la settimana scorsa di quello che è successo a Roma. Confindustria non ha un colore politico, noi non guardiamo a un colore, a un partito rispetto all'altro, ma noi guardiamo alla stabilità che deve avere la politica in un momento così complesso, così difficile. Non l'abbiamo capito noi, non l'ha capito, penso, la gente comune, che poi sono così le persone che più hanno sulle proprie spalle il carico di questa pesante crisi economica. Proprio all'indomani della sua rielezione, in un'intervista di fronte agli appelli di BCE, Commissione Europea sul fronte Recovery Plan, chiedendo insomma degli interventi chiari, un piano di interventi preciso, lei ha detto: a volte mi sembra di vivere in un paese di matti, dichiarazione insomma che non è passata inosservata. No, ma perché mi è uscita così in modo molto spontaneo, ma voi immaginate qualcuno che arriva da fuori, che ci guarda dall'alto e vede le file nelle mense comunali di famiglie che non hanno più i soldi quasi per mangiare, piccoli imprenditori in grandissima difficoltà che a Natale non sono riusciti così nemmeno molti a comprare i regali per i propri bambini, per i propri figli. Abbiamo una grandissima opportunità, ok? E a Roma stanno facendo così baruffe proprio della politica più vecchia. L'Europa da tanto ci chiedeva, la questione del Recovery Fund non è nata una settimana fa, 2 settimane fa, è una cosa che ci portiamo dietro da qualche mese, e anche lì ci siamo trovati assolutamente impreparati, con un programma che c'è sicuramente qualche cosa di giusto, c'è sicuramente qualcosa di buono, ma io ricordo sempre, non Confindustria, non Carraro, ma l'Europa chiedeva che
di fianco anche a questo recovery plan ci fossero così intanto una governance, chi ha la responsabilità di portare avanti queste cose qui, e fosse calcolato un ritorno di quelli che sono gli investimenti che andremo a fare, un ritorno economico ma un ritorno anche sul welfare, sul benessere dei nostri concittadini, tutte quante cose che per ora non si vedono. Dal vostro punto di vista, come andrebbero investiti questi importanti fondi europei? Ma guardi, noi lamentiamo, mentre parliamo, ovvero questa mattina c'era il nostro Presidente Bonomi che era a colloquio con il governo. Le responsabilità della spesa sono certamente responsabilità di tipo politico. Ci saremo, così mi immaginavo, visto che poi anche il PIL del paese è fatto in maggioranza dalle aziende private, piccole e grandi che siano, che ci fosse così un'interlocuzione più spinta su quelle che sono le necessità delle imprese per ripartire, perché siamo noi che conosciamo i mercati, che sappiamo i nuovi prodotti, che sappiamo quali sono le criticità. C'è tutto quanto un comparto sulle infrastrutture, e per inciso vedo che il Veneto anche su questo non ne avrà grandi benefici, perché si riparla per esempio di alta velocità, ma con un piano che la interrompe ancora a Vicenza e non arriva nemmeno fino a Venezia. C'è bisogno che per la comunità, non per le imprese, arrivino dei soldi anche per rinnovare e per ripotenziare le nostre imprese. Presidente, per il mondo economico, meglio che un eventuale Conte-ter, andare alle urne in questa fase sarebbe, per qualcuno, viene detto, sarebbe drammatico. Voi come lo vedete? Come posso dire? Qualsiasi sia la soluzione, e non la decidiamo noi, deve essere una soluzione rapida. È anomalo, secondo me, sarebbe anomalo andare in questo momento particolare, con la pandemia, con questa crisi economica, ad elezioni. Ma se questo qui fosse l'unico metodo per avere un governo stabile, che si vada anche ad elezioni. Ora non so se invece a Roma guardino ad una soluzione diversa. Questa soluzione diversa, al di là che piaccia o non piaccia a Conte, però deve essere una soluzione che dà continuità e dà sicurezza e dà stabilità almeno fino alla fine della legislatura. Non vogliamo trovarci con un problema rimandato solo di alcuni mesi. Sul fronte ristori, com'è la situazione? Sappiamo che per tante categorie non sono arrivati o sono arrivati in forma insufficiente rispetto a quello che è stato davvero il fatturato perso. Sì, qui alla responsabilità politica si inserisce anche così un problema del nostro paese, perché noi così guardiamo tanto i ristori, abbiamo l'esempio dei ristori che sono arrivati in Germania agli imprenditori, che sono stati enormemente più cospicui dei nostri. La nostra situazione del nostro paese, delle nostre casse, della liquidità che abbiamo, non ci permetteva purtroppo di fare quello che hanno fatto i nostri vicini. Il problema è che pochi o tanti soldi si sono inseriti dei problemi burocratici così, che hanno impedito veramente di fare arrivare anche quei pochi soldi che erano disponibili, di farli arrivare nelle tasche dei piccoli imprenditori. Per quello io e noi ci battiamo sempre: non è possibile fare un recovery plan così importante senza mettere mano anche alla macchina burocratica, alla macchina amministrativa
e alla giustizia civile, altrimenti rischiamo veramente di fare una lista della spesa ma di non essere capaci a spendere questi soldi. L'ultimissima domanda, Presidente, è relativa ad una notizia proprio di oggi. I governatori, i presidenti di regione della Lega chiedono al governo di rivedere quelle che sono le modalità di valutazione per poi assegnare le fasce di rischio e quanto accaduto in Lombardia un po' è l'emblema. Secondo lei, al di là insomma, del merito politico di quella che potrebbe essere la richiesta, queste fasce di rischio con questi parametri rischiano di penalizzare poi magari quelle regioni più virtuose? Guardi, su questo non intervengo. È bene che la questione delle fasce non sia una decisione politica, ma sia una decisione veramente tecnica. È incredibile quello che è successo in Lombardia e che secondo me non sarebbe successo e non è successo in Veneto, perché da questo punto di vista abbiamo lavorato sempre abbastanza bene. È vero, le fasce, quelle più rigide, possono danneggiare la nostra economia, ma magari ci mettono così un po' in sicurezza dal punto di vista sanitario, e noi sappiamo che finché la pandemia non è dichiarata ufficialmente chiusa, la nostra economia ne soffrirà sempre. Vaccini che sono in ritardo, purtroppo si stanno accumulando questi ritardi. Lei aveva lanciato questa proposta, insomma, di rendere obbligatoria la vaccinazione nelle aziende per tutelare, per garantire una continuità nel lavoro. Si va avanti su questa strada, sperando poi che le dosi arrivino finalmente, ricominciano ad arrivare secondo il programma preso. Anche qui grande confusione, è vero che è così, l'industrializzazione di questi vaccini è partita da poco, quindi ci può essere qualche problema. Leggo anch'io dalla stampa che poi già dalle prossime settimane ci dovrebbe essere un recupero. Io mi ero espresso così a favore dell'obbligatorietà nelle nostre aziende come ultima ratio, come ultima possibilità. Mi sembra che laddove il vaccino stia arrivando c'è come posso dire, un grande consenso. Sappiamo anche e soprattutto in Veneto, con una vocazione così grande all'esportazione, che abbiamo bisogno che i nostri collaboratori iniziano a viaggiare, iniziano a girare il mondo per andare dai nostri clienti. Quindi ci sta, il vaccino deve essere dato sicuramente prima alle persone che rischiano di andare all'ospedale, quindi alle fasce più deboli, e sicuramente agli operatori sanitari che devono curare le persone più deboli. Poi ricordiamoci anche a mantenere le nostre relazioni commerciali, quindi ci sarà anche bisogno di vaccinare tutto quel personale, anche i manutentori che devono continuare a girare per il mondo, perché sappiamo che anche laddove non sarà obbligatorio, probabilmente per viaggiare nelle compagnie aeree chiederanno il vaccino, per accedere in alcuni paesi sarà obbligatorio il vaccino, quindi non precludiamoci quello che invece secondo me altri stati stanno già lavorando. Grazie. A proposito, lei che immagino abbia rapporti insomma con anche colleghi all'estero da questo punto di vista sull'obbligatorietà dei vaccini anche all'interno delle imprese, ha delle informazioni in merito? No, ho delle informazioni soltanto che tutti quanti stanno correndo, che c'è un grande consenso, che chi riesce si sta vaccinando, quindi può darsi che il problema non sussisterà neanche in Italia. Ho letto anche con alcune difficoltà anche le parti sociali, leggevo così alcune note della CISL qui in Veneto, si stanno dando anche loro da fare per sensibilizzare i lavoratori. Quindi secondo me, guardi, intanto aspettiamo avere le dosi di vaccino che ci servono e poi ci ragioneremo il prima possibile su questa situazione. Fondamentale che ci siano per vaccinare. Grazie davvero al Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Grazie Presidente, come sempre gentilissimo, buon lavoro, a presto.
A presto, grazie. Arrivederci, grazie al Presidente Carraro, e noi invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vi ricordo alle 12:30 la conferenza stampa del Presidente Zaia, che seguiremo naturalmente in diretta, ma adesso vado subito a salutare e a ringraziare per essere con noi il dottor Mattia Quarta, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno dottore e grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, innanzitutto, dottore, un quadro della situazione per quanto riguarda il vostro pronto soccorso, naturalmente per quanto riguarda gli accessi di pazienti o di presunti casi Covid. C'è stata una diminuzione che un po' può fotografare anche una situazione che pian piano sta migliorando in Veneto? Sì, possiamo dire che c'è stato un netto calo, particolarmente nell'ultima settimana, con una media poco superiore agli 1,5 di ricoveri di pazienti Covid al giorno da tutta l'azienda ULSS 4. Complessivamente questo è un calo piuttosto brusco, anche rispetto alla fase prima. Diciamo che c'è stato una differenza sostanziale tra novembre e dicembre, dove avevamo in media 7 ricoveri al giorno da parte di tutta l'USL, con picchi fino a 14 persone che venivano ricoverate nel Covid Hospital. Come siete riusciti a gestire quei giorni, quelle settimane di appunto tanti accessi, ma anche immaginiamo tante persone che magari chiamavano oppure arrivavano pensando di poter essere pazienti Covid? Beh, abbiamo fatto tesoro dell'esperienza della fase 1 che ci ha permesso di organizzarci in modo molto efficiente, e questo è stato uno sforzo che ha messo in connessione i pronto soccorsi con tutte le parti dell'azienda deputate alla risposta al Covid. Il pronto soccorso si è sdoppiato nella sua natura, perché c'è un pronto soccorso completamente dedicato ai percorsi sporchi, cosiddetti, cioè di pazienti che hanno un sospetto di Covid. Generalmente è stato un lavoro molto fluido, anche se intenso. Non abbiamo mai avuto un assembramento di persone, nessuno ha mai dovuto attendere per essere studiato, e hanno spesso ricevuto la prima diagnosi in pronto soccorso. È anche vero che rispetto alla prima fase abbiamo visto tutti gli spettri, diciamo, estremi delle presentazioni, da chi aveva poco o nulla e che quindi è stato più che altro rassicurato e dimesso a domicilio, a forme anche molto più gravi. Tutto abbiamo valutato dall'inizio di questa seconda fase di pandemia 1 migliaio di pazienti, abbiamo avuto 45% di questi ricoverati, e con un accesso nelle terapie intensive o subintensive direttamente dal pronto soccorso di circa il 5% di quelli che sono stati ricoverati dal pronto soccorso. Quindi rispetto alla prima fase della primavera scorsa, in questa seconda fase erano pazienti che avevano uno spettro più ampio di sintomi? Sì, nella gravità, sia anche diciamo, nei casi più semplici abbiamo visto molta più variabilità. C'è da tener conto che non c'è stato il lockdown, e questo sicuramente ha permesso agli utenti di rivolgersi più frequentemente al pronto soccorso. Quando i numeri sono molto alti è una questione statistica, ovviamente tutti gli estremi delle manifestazioni sono più frequenti, così come le forme intermedie, quindi abbiamo avuto anche molti casi di pazienti che risultavano essere semplicemente portatori del virus, ma che avevano altre malattie, sia di natura traumatologica sia di natura medica, e che comunque avevano bisogno di un'assistenza dedicata con percorsi dedicati. Ecco, giustamente lei ha detto non c'è stato il lockdown, e quindi naturalmente oltre ai pazienti Covid avete dovuto anche assistere, come diceva, pazienti magari traumatologici, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, per cui altre forme di pazienti che si rivolgono solitamente al pronto soccorso, per cui un lavoro doppio che però insomma è stato affrontato facilmente, insomma è stato affrontato con grande professionalità, con l'eccellenza insomma che contraddistingue la sanità veneta.
È stato affrontato con uno sforzo organizzativo che ha visto un perfetto allineamento fra il Dipartimento d'Area Critica e il Covid Hospital. Abbiamo messo a frutto molte delle risorse che avevamo già sperimentato e che ci hanno dato una marcia in più anche nella prima fase, come la possibilità di diagnosticare la polmonite di Covid direttamente all'ingresso del paziente con ecografia toracica. Usiamo degli ecografi tascabili wireless e che sono diventati un po' il nostro nuovo fonendoscopio, e questo però ha richiesto uno sforzo organizzativo che dobbiamo tuttora tenere in piedi, perché la normalità del pronto soccorso è presente a differenza della fase del lockdown, ma non possiamo permetterci ancora il lusso di smantellare questo assetto organizzativo, perché se abbiamo imparato qualcosa dal passato è l'imprevedibilità, diciamo, della ricrescita, considerando anche quello che sta succedendo nei paesi a noi limitrofi a livello mondiale. Non possiamo abbassare la guardia. Diciamo che a facilitare un po' il lavoro è l'assenza, o perlomeno pochi casi al momento dell'influenza stagionale, che preoccupava la vigilia, nel senso che ricordiamo che il presidente Zaia diceva: se dovremo gestire un picco di casi Covid, la campagna vaccinale e il picco dell'influenza stagionale, ci potremo trovare in grosse difficoltà. Influenza stagionale che perlomeno non sta preoccupando più di tanto. È così dagli accessi che arrivano al pronto soccorso? Sì, guardi, le do due numeri: 14 diagnosi di influenza in pronto soccorso da ottobre fino adesso, contro appunto 1 migliaio di diagnosi di Covid. Questo non era del tutto scontato, come giustamente il Presidente aveva fatto presente. Si poteva essere una tempesta perfetta di coincidenza del picco influenzale con quello del Covid. In questo momento non si sta manifestando, e quindi, purché con una nota di cautela, siamo ottimisti nella speranza che appunto questi due fenomeni non si sovrappongano. Però dobbiamo tenere comunque ancora alta la guardia anche su questo aspetto. C'è da dire che chi ha affrontato nell'emisfero sud la fase del picco influenzale ha registrato veramente molti pochi casi, se non pressoché nulla, e tutti i sistemi di sorveglianza internazionale stanno dando un trend diciamo di contagi da influenza che assomiglia a quelle delle fasi non invernali. Dottore, facciamo un po' di chiarezza. Questa assenza, o comunque pochi casi di influenza, sono dovuti proprio alle misure che stiamo adottando, quindi l'igienizzazione, l'uso della mascherina, il distanziamento. C'è chi però obietta dicendo: ma allora, se l'influenza sta sparendo, perché abbiamo queste attenzioni? Perché il Covid continua comunque a diffondersi e ci accusano di non avere particolari attenzioni. Spieghiamo che in realtà si tratta di due tipologie di virus diverse. Facciamo chiarezza su questo per i nostri telespettatori, dottore. Allora, sono due virus diversi in termini di capacità di contagio. La contagiosità per quanto riguarda il SARS-CoV-2, che poi è appunto il virus che causa il Covid-19, benché con stime diverse, è stimata essere almeno il doppio di quella dell'influenza, o addirittura molto più grande. Ci sono alcuni studi che dicono che un paziente è solo in grado di contagiarne 6, questo in assenza delle restrizioni che stiamo mettendo in atto. Quindi potenzialmente sono due virus che hanno una capacità di diffusione diversa, anche perché per esempio il SARS-CoV-2 ha un tempo di incubazione molto più lungo e un intervallo tra l'inizio dei sintomi e la massima infettività che non ha un tempo zero come l'influenza, quindi le possibilità che una persona infetta contagi altre sono molto più alte in assenza di misure di restrizione. Poi c'è da dire un'altra cosa che non possiamo tenere taciuta: la campagna vaccinale già lo scorso anno, ma anche quest'anno, ha sicuramente contribuito a contenere l'influenza, e questo si auspica accadrà anche con i nuovi vaccini per il Covid. Però fare il confronto fra la bontà dell'efficacia del distanziamento sociale, delle misure di precauzione di contatto tra influenza e Covid è difficile, proprio perché la nostra popolazione ha una quota di vaccinati contro l'influenza molto alta,
e comunque ha una esposizione storica al virus, e quindi in parte alcuni individui sono già diciamo immunologicamente pronti a rispondere, che non è pensabile per il Covid-19, dove siamo potenzialmente tutti suscettibili. Quindi queste attenzioni vanno mantenute, questo è fondamentale per proteggersi a 360 gradi. Assolutamente, perché una parte della prova è proprio che l'influenza si sta riducendo a livelli che sono comparabili a quelli dell'estate. Sicuramente c'è un grandissimo merito della vaccinazione, ma per quelle persone che sono scoperte le precauzioni di contatto, quindi indossare la mascherina, disinfettare e lavare frequentemente le mani e il distanziamento sociale hanno ragionevolmente abbattuto ulteriormente la diffusione di un virus molto comune e molto diffusivo. Alla luce dei dati che ci ha dato in apertura, dottore, siete ottimisti? Riguardo all'influenza abbiamo una cauta, un cauto ottimismo. E riguardo al Covid? Riguardo al Covid, guardi, penso che è facile fare i cattivi profeti, però dobbiamo mantenere un'attenzione molto alta. Stiamo vivendo, diciamo, in questo momento una fase di sollievo rispetto alla pressione sugli ospedali, che è in buona parte merito del distanziamento progressivo che c'è stato, delle misure di contenimento che sono state aumentate recentemente. Però appunto dicevo, bisogna stare molto attenti, perché dobbiamo essere anche umili rispetto a questo virus che stiamo imparando a conoscere, e vediamo nello scenario internazionale quanto paesi anche a noi limitrofi stanno vivendo delle terze ondate, o comunque una seconda ondata che non termina, molto importanti, per cui visto lo sforzo organizzativo che dobbiamo fare per dare una risposta efficiente ai pazienti Covid, senza far saltare per aria tutte le risposte necessarie per le altre emergenze, è bene rimanere vigili e non far passare assolutamente il messaggio che ci si può concedere eccessiva leggerezza rispetto al contenimento, alle misure di precauzione, ecco, che sono in atto da molto. Grazie per queste parole, per aver ricordato. È sempre importante, insomma, far memoria di queste attenzioni che è necessario che tutti continuiamo a seguire per uscire quanto prima da questo lungo incubo. Io ringrazio tantissimo il dottor Mattia Quarta, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave. Grazie dottore, naturalmente buon lavoro per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Grazie dottor Quarta, grazie, arrivederci. Noi stiamo aspettando l'arrivo del presidente Zaia nella sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile a Marghera, con tutti gli aggiornamenti, a partire naturalmente dai dati sulle ultime positività nella nostra regione. Intanto c'è una notizia che da Brescia si ripercuote anche in Veneto, vi spiego perché. La vicenda è quella di un medico che avrebbe ucciso 2 pazienti Covid somministrando loro farmaci che hanno avuto effetti letali. Questa è la vicenda che parte appunto da Brescia. Ebbene, la procura di Brescia ha individuato 2 professionisti veneti come consulenti tecnici, ma è arrivato il presidente Zaia, poi approfondiremo questa notizia. Buongiorno a tutti, inizierei con i dati del bollettino come di consuetudine. Tamponi molecolari 3.675.064 e test rapidi 2.446.219. In queste ultime 24 ore, voi sapete che il fine settimana sia coi dati che con il bollettino è sempre particolare il lunedì, e abbiamo fatto 15.554 tamponi. Detto questo, abbiamo avuto 533 positivi. Ci sei, Milva? E con questo esito, quindi 553 positivi su 15.554 tamponi,
3,43, ormai vedete che noi andiamo dal 2 al 4%, quindi un'incidenza che si è abbassata moltissimo, tanto vero che vi ricordo che avevamo un'incidenza dei dati che ci davano nazionale, a parte il fatto che è sempre correlata al numero di tamponi che si fa, avevamo 450, 480 casi ogni 100.000 abitanti e la scorsa settimana l'abbiamo chiuso con 170 casi ogni 100.000 abitanti, ma è ancora più in discesa perché stiamo parlando di dati vecchi. Ma il tema importante è la percentuale di positivi sui tamponi che fai, perché se fai in base non conta più il numero di tamponi, o meglio conta relativamente, perché il dato è sempre un dato insomma leggibile. Dall'inizio della crisi il Veneto ha trovato 306.206 positivi. A questo punto diamoci l'addizione giusta, il Veneto ha cercato e li ha trovati, perché qualcuno magari, siccome ci hanno fatto una campagna, ve la ricordate, a ottobre, il Veneto è la regione con più contagiati, adesso diranno che siamo stati quelli che hanno avuto più positivi nella storia del Covid. No, siamo andati a cercarceli, se no potrebbe esserci anche scritto 0, bastavano far tamponi. Positivi ad oggi, vedete il dato è in estremo calo, 44.519, considerate una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Il totale di ricoverati, altro dato importante, 2.256, praticamente 900 letti si sono liberati da inizio mese. Nel nostro calo è iniziato verso, se vi ricordate, il 1° di gennaio, il 31 dicembre abbiamo avuto il picco e poi è iniziato a calare pian piano all'inizio, poi velocemente, vorticosamente come in questi ultimi giorni, e quindi siamo a meno 900 letti rispetto al picco della storia del Covid di questa seconda ondata. Come sono ripartiti questi 2.556 posti letto? Eccoli qua. 243 in zona non critica e 313 in terapia intensiva. Considerate che questo 313 è omnicomprensivo di positivi e negativi in terapia intensiva. Nel bollettino questa sera della nazionale vedrete probabilmente 250, una roba del genere, anzi possiamo anche dirlo quanti sono, vi diamo anche il numero che troverete nel bollettino. Proviamo a vedere. Sì, grazie. I morti sono purtroppo più 43, ecco anche qui sulla mortalità 284 sarebbero. Sulla mortalità ricordo, anche perché, prego? Prego. Ricordo che su questo aspetto, ma lo dico non per come si può dire, perché sia un vanto, ma lo dico per giustezza dell'informazione, che la nostra regione ha avuto assolutamente un grosso picco nei 2 mesi di novembre e dicembre, però vorrei ricordare che noi siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, ne abbiamo 7 davanti a noi, su alcune delle quali non si fa mai cenno, nel senso che capisco nel bene e nel male, il Veneto fa notizia, però voglio ricordare che noi siamo l'8ª regione per percentuale di deceduti sulla popolazione ad oggi. Come siamo, ad esempio, non se lo ricorda mai, vabbè chiudo, i dimessi sono questi, 13.708, nonostante tutti gli esperti che vedo che sono spariti da quando stiamo scendendo con i dati, e nonostante tutti gli esperti avessero una cura magica, ecco, voglio ricordarvi che l'R-Conti del Veneto è il secondo migliore d'Italia. Noi avevamo la scorsa settimana 0,81, prima di noi c'era solo la Campania con 0,76, tutti gli altri dopo di noi. Ve lo dico perché, insomma, aver tenuto, diciamo, sotto osservazione il fenomeno, aver subito un'ondata importante. Se voi andate a guardarvi ad esempio il tasso della mortalità, vedete le regioni del nord sono le prime 8, le ultime regioni per mortalità sono tutte il centro-sud, cioè si vede proprio che il virus ha avuto 2 comportamenti diversi. Poi peraltro vorrei ricordarvi che le regioni del centro-sud
sostanzialmente hanno subito il peso della seconda ondata, ma nella prima ondata non hanno avuto gli esiti che abbiamo avuto noi. Quindi noi portiamo anche l'eredità, purtroppo triste, di una storia che già ci ha colpito da febbraio. Queste sono solo le valutazioni che spesso non si fanno. Se del resto uno volesse guardare i dati del Veneto, io dico guardate quelli della Germania e vedete che abbiamo una storia comune, nel senso che abbiamo avuto una prima fase dove il virus ha picchiato ma non forte come in altre regioni d'Europa. Pensate che la Germania non ha avuto la pressione nella prima fase che ad esempio ha avuto la Gran Bretagna. Nella seconda fase, anche noi nella prima fase non abbiamo avuto la stessa pressione, basti pensare che il 21 di febbraio contemporaneamente nasceva il primo focolaio in Veneto e il primo focolaio in Lombardia. Da noi ha avuto, non è stato così endemico e non si è diffuso con rapidità. In Lombardia ha avuto pressioni paurose, pensate cosa è accaduto a Codogno piuttosto che a Bergamo. Dall'altro la seconda fase per noi io la paragono alla Germania perché la Germania ha avuto lo stesso picco. Ecco, considerate una cosa, che la Germania ha fatto misure drastiche prima di dicembre, si è vista costretta ad applicare un lockdown che è ancora in corso, lockdown, no zona rossa, arancione, viola o bianca, lockdown dal 16 di dicembre e ancora non ne viene fuori. E così la Gran Bretagna che addirittura ha annunciato un lockdown che finirà a marzo secondo le proiezioni. Quindi capite che, lo dico perché queste robe, lo dico perché ho troppo rispetto per i cittadini e quindi ci tengo ad avere informazioni pulite come le abbiamo sempre date noi. Ricordo tanti commenti e tanti commentatori che la banalizzavano, basta, dovete trasformare la zona gialla in arancione e in rossa, dovete fare questo, dovete fare quell'altro, però avete capito anche che è un fenomeno naturale e se guardate le curve di tutto il mondo, giratela come volete la questione, ma la curva ha sempre un'ampiezza di 3-4 mesi. Che tu faccia lockdown, che non lo faccia, quello è l'escursus della curva campana. Allora avete visto che abbiamo un R con T basso e vi annuncio che insomma ho il Covid, ogni giorno la sua pena, quindi qua da Baldoria c'è poco da fare, però è pur vero che stiamo tirando un minimo di sospiro di sollievo almeno in questi giorni. Poi voglio anche ricordare ai cittadini che il cambio di scenario è sempre repentino con il Covid. Voglio ricordarvi che la Spagna sta tornando su, la Francia sta tornando su, cioè non vorrei che qualcuno pensasse che è finita, ma non è un'azione di terrorismo psicologico che sto facendo, è che per fortuna i mezzi di comunicazione poi registrano tutto quello che ho detto dal 21 febbraio ad oggi e non vorrei mai che qualcuno pensasse che io non abbia detto che comunque bisognerà essere prudenti anche nei prossimi giorni, settimane e mesi finché non andiamo a regime. Guardate, l'esperienza israeliana che seguo da vicino perché loro sono organizzati, sono efficienti, insomma si conosce quella comunità e soprattutto sono degli innovatori, ci dice che l'aver vaccinato gli over 70 ha dato un crollo dei ricoveri perché comunque tu metti in sicurezza i cittadini. Allora sui vaccini come siamo messi? Sui vaccini sembra dalle ultime notizie che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche anche, posso dire, timida apertura per fare qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, ve l'ho detto fin dal primo giorno, agli avvocati e ai tribunali noi preferiamo i vaccini, ci diano i vaccini che va ben così. Purtroppo AstraZeneca, che fra l'altro ha invalidazione in queste ore in Europa, in EMA, annuncia all'Italia che ridurrà la fornitura da 8 milioni di dosi per il primo trimestre a 3 milioni e 4. Moderna continua con la sua fornitura, sapete che la fornitura nazionale è di 100.000 dosi a gennaio, quindi per noi significa 7.800 dosi a settimana più o meno, 600.000 rispettivamente a febbraio e marzo e poi dovrebbe andare a crescere in scala. Arriverà Johnson & Johnson, altro aspetto importante perché dal secondo trimestre Johnson & Johnson dovrebbe riuscire a darci questo vaccino che peraltro prevede una somministrazione sola e quindi più semplice la gestione, come AstraZeneca del resto è gestibile, però AstraZeneca ha le 2 vaccinazioni, cioè il richiamo, Johnson & Johnson una sola. Quindi noi vediamo uno scenario che se avessimo anche un po' di fortuna, perché solo i pessimisti non fanno fortuna,
È uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio-marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Io ho sempre così il sogno di vedere aperti i palazzetti con le vaccinazioni, perché quello è il nostro obiettivo. Capite che finché abbiamo, come questa settimana, domani dovrebbero arrivare i vaccini, abbiamo 50.000 dosi in fornitura, noi andiamo avanti a scartamento ridotto. Considerate che proprio così, per andare via allegri senza pigiare troppo l'acceleratore, noi 10.000 al giorno li facciamo. Quindi di fatto c'è una fornitura che è per tenere il motore al minimo. Il Veneto riesce a far tanto di più. Se poi facciamo scendere in campo i medici di base, i farmacisti, e rinforziamo ancora di più, diciamo, le truppe, vedrete che noi riusciamo veramente a fare vaccini. L'antinfluenzale ne abbiamo fatto in 2 mesi 1 milione e quasi 400.000 vaccini, quindi abbiamo un grande potenziale. E capite che quando noi siamo riusciti ad andare a vaccinare gli over 70 abbiamo tolto il tetto delle persone a rischio. Considerate solo un dato, che il 95% dei decessi in Italia è negli over 70, è rappresentato dagli over 70, il 65% dagli over 80, poi aumenta a 85% over 75, quindi 65 over 80, 85% over 75, over 80 65% di decessi, over 75 l'85% di decessi, over 70 si va al 95% di decessi. Capite che se noi riusciamo a avere questo target, mi diceva stamattina l'assessore Lanzarin, quanto abbiamo over 75? 5? 6? Quanti sono? 530.000. Quindi 530.000 aventi titolo over 75. Capite che 535.000 vaccini non è che sono un'enormità, no? Perché qualcuno dice ma la campagna va fatta trasversalmente alle fasce d'età. No, noi dobbiamo mettere in sicurezza, se è vero che il vaccino funziona e da Israele arriva questo segnale, bisogna mettere in sicurezza le persone anziane. Allora, alla luce di tutto questo, se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. Questo ovviamente avendo visto un excursus che era ragionevole, prudenziale e corretto vedere, perché ragazzi una rondine non fa primavera, no? Io non posso prendere delle decisioni avendo un giorno di un po' di calo. Adesso abbiamo un trend di 25 giorni, fermo restando che io resto convinto, ma perché me lo dice la prevenzione, perché me lo dicono gli scienziati, che dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio, ovviamente si aumenta un po' di più il rischio, questo è poco ma sicuro. E dopodiché le modalità e tutto le definiremo i prossimi giorni, però mi interessava dirvi questo perché, come vi ho sempre detto, chiudere le scuole è una sconfitta, ma lo è veramente fino in fondo, no? È come rinunciare a un grande progetto, e penso che la comunità debba essere messa in sicurezza, ed è esattamente la scelta che ho fatto, criticata da alcuni, condivisa da molti. E oggi noi possiamo dire che se questi dati non avranno inversione di tendenza da qui al 1° di febbraio, noi abbiamo già attivato la macchina. È una macchina che ci mette 4-5 giorni, facciamo una settimana per ripartire, visto e considerato che l'ufficio scolastico regionale dovrà rifare tutti i programmi con parte in presenza. Voi sapete che la presenza è prevista dal 50%, no? In presenza il 50% a casa, fino a un 75%. E poi c'è tutto il tema dei trasporti, perché, per dirvi, non so, ma verrà l'assessore De Berti, l'ho invitata, quindi verrà mercoledì o giovedì a darvi un quadro, verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward, perché abbiamo visto, ad esempio, con colleghi che hanno aperto prima, pur facendo il bis con il pullman, no? Parte uno poi arriva l'altro, magari i ragazzi sono tutti tentati ad andare sulla prima corsa, e allora ci vuole uno steward a terra che dice fermi, questo va via,
non andate a calcarvi sul primo, passate sul secondo. Purtroppo in alcune regioni è accaduto questo, che è arrivato il bis semivuoto e la corsa di prima, perché magari i ragazzi vogliono arrivare prima a scuola, perché hanno da farsi 2 chiacchiere prima della lezione, eccetera, finisce che c'è un problema anche di gestione. Gli accordi con i privati sono stati fatti e verrà l'assessore De Berti, io l'ho sentita anche stamattina, mercoledì immagino, mercoledì o giovedì massimo verrà per darvi uno spaccato, lasciando libero venerdì, perché venerdì è la giornata delle valutazioni delle aree. Noi ragazzi non vi so dire cosa accadrà, però è pur vero che abbiamo fatto 3 settimane di arancione. Secondo diciamo un protocollo di area arancione, di zona arancione, secondo un protocollo di consuetudine che c'è per tutte le regioni, sono le 3 settimane canoniche con la conferma del trend in diminuzione. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla, però non è una certezza, dico anche che il sacrificio il territorio l'ha fatto. Certo è che se fosse zona gialla bisogna continuare a fare un sacrificio personale ed essere attenti a tutto quello che sono assembramenti, l'uso della mascherina. Guarda, io sono andato a fare una passeggiata per i campi anche domenica, da domenica, cioè che ne sono ancora tanti senza mascherina in giro, Cioè, capisco, tu puoi essere in passeggiata, premesso che solo l'attività sportiva non prevede l'uso della mascherina. Ok, consideriamo attività sportiva anche la passeggiata, ma nel momento in cui incroci persone, la tiri fuori, siccome non vai a 200 all'ora ma cammini, ti metti sulla mascherina e fai in modo di agevolare l'incrocio. Alcuni non ce l'hanno proprio. Non mi sembra che questo sia il metodo esatto per dare una mano alla comunità e poi magari per passare le giornate a criticare tutto quello che non va. No. Io non ho altro da aggiungere. Allora, Posato, Marchiori, se faccio l'elenco poi ve lo dico. C'è la Alda laggiù che alza la mano. E anche Marco. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, per quanto riguarda i vaccini, io ho come l'impressione, ma non mi riferisco tanto alle sue parole quanto agli annunci anche di ieri da parte del governo, che i traguardi e gli obiettivi stiano cozzando con la realtà. Qui si continua a promettere la copertura di ampie fasce della popolazione, i numeri dicono che ad oggi i vaccinati sono pochissimi in termini percentuali. Faccio solo un esempio. Lei prima accennava al numero di over 75 in Veneto, no? E il numero era 530.000. Ecco, ad oggi il sito della Protezione Civile ci dice che in tutta Italia i vaccinati sono circa 115.000. No. Sì. Sono in Veneto, sono vaccinati 130.000. Per vaccinati intendo prima e seconda dose, cioè coperti. Ah, in quel senso. Quindi a me sembra che siamo lontanissimi dai traguardi. Comunque, ieri il sottosegretario alla salute ha detto, Sireni ha detto che prevede un ritardo di 4 settimane nella vaccinazione degli over 80 e dalle 6 alle 8 settimane nella vaccinazione delle fasce d'età immediatamente precedenti. Alla luce di questo possiamo puntualizzare e ricapitolare con precisione quali sono le tempistiche che il Veneto si dà? Capisco che dipende dalla puntualità delle forniture, però per fare un po' di chiarezza, altrimenti al di là della volontà, ma insomma si dice over 75, over 80, over 85, speriamo qua, speriamo di là, ma insomma... Ma partiamo da un presupposto. Noi abbiamo un primo target di vaccinazioni, che è quello attuale, che è di 120.000 persone, più o meno, voto per pieno. Sono i 60.000 più o meno della sanità, più altri 60.000 delle case di riposo, personale 30.000, ospiti 30.000. Questi 120.000, se continuano a mandarci i vaccini, noi in una decina di giorni dovremo fare il secondo giro, speriamo di chiuderlo, fate 2 settimane e per noi quella partita è chiusa.
Quindi i 30.000 ospiti sono già fra l'altro sugli over, no? Scusa, solo per capire i numeri, ma non erano 185.000? No, perché ha detto solo i 30.000, i 30 più 30 delle case di gioco. Sì. Perché all'inizio ho sempre detto che la fase 1 era 185. Totale, sì. Quindi metteteci 2 settimane se ci danno i vaccini. Dopodiché si inizia a aggredire ancora più poderosamente il tema degli over. Che noi diciamo over 75, ovviamente partendo dai più anziani a scalare. Questa è l'idea. Ovviamente c'è il tema degli oncologici che vogliamo mettere in questa fascia, dopo ci saranno le categorie essenziali, però noi vogliamo subito andare a aggredire, fra virgolette, con la vaccinazione. Scusate, noi vogliamo andare a aggredire ovviamente tutto il tema degli over 75, che è quella strategica per noi. In quali tempi è realistico esaurire questi? Guarda, io sono anche, sono anche ottimista, perché è vero che c'è fibrillazione, però vedo anche che a livello internazionale ci sono sempre più esordi di nuovi vaccini. Adesso ad esempio il tema della Cina, diciamolo fino in fondo, se la Cina avrà la valutazione EMA, non capisco per quale motivo non si debba utilizzare il vaccino cinese. Domenica sera, sabato sera abbiamo fatto la riunione col ministro e il ministro ha confermato su mia richiesta, ha detto guarda, se per noi, mi sento di dire, ci sarà l'autorizzazione EMA, questo è un altro vaccino. Poi c'è lo Sputnik che è quello russo. Vi ricordo che fra l'altro il cinese è già utilizzato in un paese europeo che si chiama Ungheria in via diciamo emergenziale. Poi ci sono gli indiani che hanno anche loro i loro vaccini prodotti, poi c'è Reitera che è il nostro, che stiamo fra l'altro facciamo parte dello studio multicentrico, c'è Johnson & Johnson. Io non vedo in prospettiva diminuzione dei vaccini, secondo me ne arriveranno. Ovvio che dobbiamo venire fuori da sto impasse. Prima di venire qui in conferenza stampa ho letto un'agenzia dove c'era proprio forse il sottosegretario Sileri, sì, l'ha detto lui, ha detto Pfizer ha confermato che ritorna al regime dalla prossima settimana. Quindi poi potremo ripresentarvi un quadro se gradite. Forse è meglio interpellare la dottoressa Russo che vi dà un quadro e vediamo di seguire assieme poi l'andamento. Sì, un calendario vaccinale. Un'altra cosa sui vaccini, ma questa è una richiesta, arrivano segnalazioni da parte di medici, infermieri e tecnici degli ambulatori privati. Per quanto mi riguarda sono arrivate dal Padovano, dicono che insomma loro vorrebbero essere tenuti in considerazione, ma perché? Perché dicono che con la sospensione della specialistica ambulatoriale negli ospedali si sono ritrovati un gran numero di pazienti. Loro eseguono anche tamponi molecolari e al momento sono privi di copertura, vorrebbero essere tenuti in considerazione. Questo le riferisco. Allora, nei 185.000 soggetti del primo lotto, ossia questo lotto, sono stati inseriti anche tutto il personale sanitario pubblico e privato, non solo i privati convenzionati ma anche il privato puro. Poi può essere che ci sia scappato qualcosa e quindi lo recupereremo, però la volontà è quella di vaccinare anche i liberi professionisti sanitari privati. Sì, no, ma lo sapevo bene che sono compresi, però evidentemente qualcuno... Sì, però guardate ragazzi, se ci portano vaccini noi vacciniamo, cioè poco da dire. Principio dei vasi comunicanti, più ne arriva meglio è. Il punto è che ne arrivano pochi. Scusate, io la bacchetta magica non ce l'ho, i contratti non me li hanno fatti firmare e non me... Allora, mi ricordo che ero ministro e un giorno ho chiesto a Berlusconi come andasse il Milan, mi ha guardato e mi fa: non mi fanno giocare, capito? E quindi, capite, noi abbiamo un po' le mani legate, no? Nel senso che, ma è giusto che ci sia una regia nazionale, ma figuriamo, non sto, attenzione che non venga letta, però siamo qui, guardate, io immagino anche che durerà qualche mese sto tema della impossibilità di autoapprovvigionarsi, perché quando leggo che la Germania
ha chiesto di avere una sovraffornitura di 30 milioni di dosi, allora vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Immagino che questa sia stata la fase della produzione, del trovare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, dove ovviamente il tema dell'offerta è un tema basso, perché c'è meno produzione di quello che viene chiesta. Poi insomma ne verremo fuori, dobbiamo far veloci però. Allora, Marchiori, Andrioli, Vanzan, Bonet e Giacomuzzo. Marchiori e Mosca. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Solo una domanda, i governatori leghisti hanno rinnovato la richiesta di revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni perché si richiede il massimo rigore di analisi dei dati. Può illustrarcela meglio? Ma guardate, con molta semplicità, penso che tutti i modelli devono avere poi i loro tagliandi. Anche qui forse diciamo, è corretto dire che sarebbe bene prendere in mano il modello. Noi siamo stati vittime di questo modello, no? Che ci vedeva sempre in testa della classifica il numero di contagi quotidiano. Vi ricordate quante volte, Dio solo lo sa, abbiamo parlato del numero dei tamponi, contateci anche i tamponi. Ci abbiamo messo 2 mesi, 2 o 3 mesi per ottenere il riconoscimento in una tabella del numero totale dei tamponi, non solo dei molecolari. C'è il tema, secondo me, che dovrebbe pesare di più, ve lo diciamo noi per esperienza, che è quello dell'ospedalizzazione. Quello è un grande elemento di lettura, no? Dove io darei molto più punteggio, diciamo, fra virgolette, positivo o negativo in base al tasso di ospedalizzazione. Perché abbiamo capito che puoi avere un RT basso, il Veneto ne è un esempio. Il Veneto ha sempre avuto RT da zona gialla, non ha mai andato fuori, però nonostante questo ci siamo ritrovati il collasso, o eravamo quasi al collasso degli ospedali. Vi ricordate la pressione sanitaria? E questo è inspiegabile, no? Perché mesi fa si diceva che l'RT è sostanzialmente il direttore d'orchestra, poi ti detta il numero dei contagi, ti detta la trasmissione, ti detta le prese in carico negli ospedali, invece non è così. Cioè il nostro RT, che era basso, a differenza di altri che andavano in zona rossa e in zona arancione, gettava però più ospedalizzazioni. Dopo è vero, c'è stata la componente delle varianti, sulle quali, anche se qualcuno l'ha voluto liquidare come una bischerata da parte mia, vi ricordo che c'è tutta la letteratura scientifica che dice il contrario. Cioè ormai è assodato che la variante inglese dà più mortalità e più contagiosità, punto. Cioè nessuno mi può smentire, perché li ho letti anch'io gli articoli a livello internazionale. Non so se poi è quella che ha pesato da noi, però anche il tema delle varianti è un tema. Mi scusi Presidente, la questione dell'allineamento dei dati che la Regione Veneto ha richiesto più e più volte al governo, se ne è parlato per mesi, adesso c'è? È effettiva? Ma perché? Quindi siamo ancora lì. Guardate, il vero tema è questo, è di natura proprio statistica e epidemiologica, cioè per confrontare comunità diverse bisogna avere linearità dei dati. Voi lo vedete ogni giorno nel bollettino, regioni che hanno i nostri stessi numero di abitanti fanno 1/10 dei nostri tamponi. E quindi, tanto è vero che vi annuncio che noi abbiamo uno studio con il professor Baldo, che abbiamo sostenuto, il professor Baldo è professore di igiene dell'Università di Padova, è l'interlocutore della sanità pubblica, è colui che fa i piani di sanità pubblica, che decide a chi fare i tamponi e a chi non fare. Lui è quello che insegna ste robe, è lui. Cioè della serie, se fai l'ortopedico non parli del cuore, no? Funziona così di solito al mondo. Ecco, lui parla della sua disciplina. Sta chiudendo in queste ore uno studio eccezionale che abbiamo voluto con forza, l'abbiamo proprio richiesto noi, di fare un'indagine epidemiologica di incidenza del virus su una popolazione non esposta, o meglio esposta ma non con contatto stretto, perché i tamponi che facciamo noi sono sempre a contatti stretti di positivi, a gente che ha avuto un'esposizione. Quindi ha fatto tamponi, che so, forze di polizia, a cittadini che non hanno avuto problemi familiari con il virus, alle cassiere dei supermercati, e quindi arriverà e ci dirà quale sarà la vera percentuale, cioè la presenza, l'incidenza, la presenza sulla popolazione del virus, e vedrete che sarà sicuramente bassissima rispetto al 2-3% che vi porto io ogni giorno. Questo è il vero tema.
Perché vi dico questo? Perché se io fossi nella cabina di regia nazionale obbligherei tutte le regioni con dei parametri che stabilirei a livello nazionale di fare questa ricerca del virus nella popolazione. Allora abbiamo un dato di quanto virus c'è nella popolazione. Questa è statistica, perché poi ci calcoli la deviazione standard, ci calcoli la media, ci calcoli tutto. Sono formule statistiche che si fanno. Prego? Era la tesi di Pisano che era. In che senso? Che bisognasse tamponare anche i non esposti, cioè andare molto più a tappeto. No, guarda che questa qua mi permetto di dire, è una banalità, nel senso che in statistica, avendola io fatta, non ho fatto medicina, ho fatto statistica. Queste robe qua sono proprio l'ABC della statistica. Cioè dove calcoli la media, la deviazione standard, però con parametri uguali per tutti. Però a livello nazionale non è mai stata fatta. Presidente, ma è proprio il problema dei parametri uguali per tutti. Allora, se i governatori delle regioni del nord si mettono d'accordo per chiedere e far pressione per cambiare anche i dati, è una scelta politica o un problema anche di statistica? Sì, non sono solo del nord a dire la verità. Sì, sono quelli del centro-destra, sì, leghisti, ecco. Ma è una scelta politica. Il problema è che attorno al tavolo, nelle decisioni statistiche, non c'entra per niente la politica di destra e di sinistra, i numeri sono numeri, dovrebbe essere così. Ma guarda, questa è un'istanza che è stata portata avanti spesso, sai, cioè, se ne discute spesso di questa istanza dell'uniformità dei dati. E mi ricordo il collega Bonaccini che non più tardi di forse 10 giorni fa mi dice: sai che io oggi ho la giornata col 36% di positivi, che è impossibile averlo, perché anche lui era vittima di questa storia. Perché io penso che una mano di rettifica, un tagliando ai modelli deve essere assolutamente fatta. E questo lo chiedono anche a sinistra? Immagino. Prego? Lo chiedono anche i governatori di sinistra? Beh, immagino che sia un'istanza che possa essere condivisa anche da altri, ma sai, nelle riunioni esce spesso sto tema dei dati. Dopodiché considerate che noi siamo più esposti perché abbiamo le regioni che vivono il virus molto più da vicino, perché pensate solo, al di là dell'aspetto politico, il blocco del nord è un blocco che comunque è stato massacrato il primo e il secondo giro. Ovviamente se lo vai a chiedere a qualche altra regione magari è più a sud, vive meno quest'ansia, visto considerato che magari il virus l'ha conosciuto solo in questa seconda fase. A proposito della denuncia dell'Ordine dei Medici che diceva che il 14% dei vaccini sono andati a persone che teoricamente nel piano non avevano titolo, chi sono? È vero questo? No, poi risponde l'assessore Lanzarini, abbiamo parlato. Denuncia, cosa intendi per denuncia? Io ho sentito ieri il mio telegiornale dove il Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia diceva il 14... No, lo dico perché i cittadini poi ci ascoltano, penso che siano stati denunciati dall'Ordine dei Medici. Lo dicevo per quello. No, denuncia a microfono, sì, nel senso che... alla stampa, cercando di capire... Osservazione, definiamola così. Ecco, osservazione. Sì, prego. Allora, no, lo conosciamo il tema. Oggi pomeriggio ho un incontro con i 7 ordini dei medici delle 7 province che era già stato convocato, quindi indipendentemente dalla nota che è arrivata venerdì, quindi era già stato convocato giovedì, mi sembra, questo incontro per fare il punto un po' sulla situazione, tra cui anche il piano vaccinale, insomma si era parlato anche di questo. Affronteremo con i numeri anche oggi pomeriggio questi dati, ma a noi non corrispondono. Oggi il dato nostro corrisponde a un 9,8 di personale non sanitario, però bisogna che ci chiariamo tra il personale non sanitario, c'è il personale sicuramente amministrativo, c'è il personale, non so, gli autisti delle ambulanze, ci sono alcune personale che fanno le pulizie, tutta gente che è dentro l'ospedale e che comunque da piano nazionale Arcuri era previsto in questa prima fase. Tutto legittimato, insomma. Certo. Yes. Peraltro c'è anche da dire, Milva, scusami, che noi abbiamo dato indicazioni da subito, rispettando il piano nazionale, che ci fosse una priorità dalle categorie più esposte. Sì, noi abbiamo iniziato le terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive, pneumologie. Cioè io ho fatto la prima vaccinazione, non io, il giorno del Vax Day, no? del Vaccine Day come si dice, l'ho fatta e la prima vaccinata nella mia provincia a Treviso era il primario di pneumologia, cioè non è che sono partiti da altre, ma anche da altri professionisti. No, facevo questa domanda proprio dal punto di vista metodologico, perché da quando è scoppiato il caso Fontana, per cui
qualcosa di errato nella comunicazione dei dati. Allora nessuno poi mostra i dati, né la Lombardia né l'Istituto Superiore di Sanità. Il cittadino che ascolta le varie conferenze stampa resta sempre con così. Allora, per chiarire, visto che ieri TG Veneto ha registrato questa lamentela, denuncia, constatazione dell'ordine dei medici, era per capire intanto se i numeri erano veri e poi chi erano quei che sono aventi diritto. Perdonami, non è il mio mestiere, però parlo da cittadino. Se in quei servizi ci metteste subito la risposta della controparte, l'avremmo già chiuso ieri. Comunque domani io non ci sono perché ho impegni e ci sarà l'assessore, vi darà anche l'esito della riunione e vi porta anche i dati in maniera analitica di chi è stato vaccinato. Di fatto ha già anticipato la risposta che darà all'ordine. Sì, ma domani abbiamo i dati. Sì, non avevo finito io, avrei un'altra domanda. Prego. No, solo un chiarimento per quanto riguarda la riapertura delle scuole, con la presenza in che percentuale? Ma adesso la valutiamo, insomma, cioè, dovremo fare un'analisi anche con la prevenzione. Ok, grazie. Prego. Andreoli è finito? Bene. Quindi Banzan, Bone, Giacomuzzo, Moscato. Se ti puoi avvicinare, Alda, mi fai una cortesia. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Tornando al discorso del tagliando al sistema per colorare le regioni, che cosa propone? C'è un tagliando di che tipo? Quali sarebbero i criteri da modificare? Ad esempio, per quel che mi riguarda, avevo fatto un brevissimo accenno prima, per quel che mi riguarda c'è il tema dell'uniformità dei dati rispetto a positivi, tamponi e quindi la percentuale. Di conseguenza, se noi abbiamo dati uniformi nella raccolta tra numero di tamponi e percentuale di positivi sui tamponi, di conseguenza a cascata avremo anche l'incidenza settimanale, cioè il numero di positivi su 100.000 abitanti, che sarà uniformata. Oggi non è così. Per voi vedete una regione che ha 500 positivi su 100.000 abitanti in una settimana e una che ne ha 50 e tu dici quella del 50 è la migliore, magari poi vai a guardare i tamponi, ne fa in maniera ridicola. Poi c'è il tema dello il numero dei tamponi, cioè il livello dei controlli. Quello è un tema che alla luce anche dell'ultima circolare del Ministero risulta anche più agevole, diciamo, fare un aggregato di tutti i tamponi. Due, secondo me fondamentale, il tema delle ospedalizzazioni. Il tema dell'ospedalizzazione è un altro parametro sul quale si deve lavorare. Io resto convinto che dopodiché il modello deve essere sempre un modello di natura scientifica, nel senso che avete visto, vi ricordate quando c'era qualcuno che diceva che bisognava scegliere altre aree di altre colorazioni? Adesso avete capito che quando tu esci da quel binario scientifico e ti assumi la responsabilità di fare altre scelte, poi c'è la parte lesa della comunità che ti dice faccio la class action, chi è che ti ha detto di prendere un'altra area se gli scienziati dell'Istituto Superiore della Sanità hanno detto giallo e tu ti inventi di farti un'altra area? Capite poi perché bisogna far fede a quello che decide la comunità scientifica, nel bene o nel male. Presidente, lei si è fatto un'idea su quello che è successo in Lombardia? Cioè chi è che ha sbagliato, il governo o il suo collega Fontana? Guarda, io penso che Fontana abbia fatto almeno dalle poche dichiarazioni che ho letto, abbia come si può dire, fatto dichiarazioni eloquenti rispetto alla posizione della Lombardia. E mi fermo qui. Cioè, non sono in grado di fare una discussione da un punto di vista documentale perché io non ho visto documenti, però Fontana è stato chiaro e penso che non abbia tolto dubbi sulla sua posizione, punto. Il Lazio ha annunciato che per metà febbraio consegnerà a chi farà il vaccino, ai fortunati che faranno il vaccino, quindi prima e seconda dose, un attestato, il certificato vaccinale. Sì, ma noi siamo in grado di dare il certificato, assolutamente. Pensavo di farlo su richiesta, ma non ci cambia, nel senso che è tutto informatizzato. Quindi chi lo chiede lo darà o sarà automatico? Chi ce lo chiede, allora noi sinceramente non abbiamo mai affrontato il tema di dare subito il certificato. Oggettivamente ne avevamo parlato anche per pensare di fare proprio una forma di passaportino, definiamolo così, no? Visto considerato che nasce da qui questa idea. Allora, chi lo chiede ce l'ha,
non nego che è in valutazione di fare anche qualcos'altro, però comunque siamo in grado di fornirlo, che questo non è poco. Cioè. L'ultima domanda, venerdì abbiamo questo nuovo verdetto in merito alla colorazione della nostra regione, esatto. Però l'altro ieri il consulente del Ministro della Salute, il dottor Ricciardi, ha detto che siamo messi male soprattutto per quanto riguarda le varianti e preoccupa molto quella inglese, proprio per il tasso alto di mortalità, e auspicava un lockdown di 3-4 settimane o quantomeno una zona rossa nazionale di 3-4 settimane. Il Veneto che sta sperando di entrare in giallo, se ci fosse un'ipotesi di questo genere come reagirebbe, e lei che cosa pensa? No, guardate, a bocce ferme col modello di oggi, allora noi in rossa non abbiamo titolo per andarci col modello di oggi, quindi l'unica opzione, le uniche due opzioni che oggi ci sono in base diciamo alle direttive, alle carte di oggi, sono o restare in arancione o probabilmente andare in zona gialla, punto. Tutto il resto, per quanto è stato decretato dal governo col decreto di ottobre e i successivi, non è prevista non sono altre alternative. Bonet. Non arriva neanche. Buongiorno. Ciao. Allora Presidente, intanto mi associo alla richiesta del collega Tosato, se potesse venire magari la dottoressa Russo a farci un punto perché noi abbiamo tanti cittadini, persone anziane, disabili che ci chiamano, e perché onestamente questi cali delle forniture hanno sballato un po' tutto il timing e nessuno ci sta capendo più niente, quindi mi associo. Quindi faremo per metà fine settimana, tra giovedì e venerdì, faremo un quadro sinottico descritto dalla dottoressa Russo in conferenza stampa. Prego. No, su questo anche in conferenza con le regioni, ma anche in Commissione Salute abbiamo chiesto al Ministro, il commissario Arcuri, insomma, di darci indicazioni chiare, perché abbiamo visto anche noi che qualche regione parte, mette una categoria, poi quindi le categorie ci dicono ma l'altra regione, perché è chiaro che se ci sono i vaccini non ci sono questi problemi, ma se non ci sono i vaccini allora quindi abbiamo richiesto anche al Ministro di chiarire bene le categorie che sono prioritarie, tipo si parla di quelli che sono a casa disabili, si parla appunto di chi fa assistenza a casa, si parla di oncologici, si parla di altre categorie, cioè è corretto che è un piano nazionale, ci diano indicazioni proprio per non creare disuguaglianze e neanche un'uniformità rispetto ad altre regioni. Ok, no, questo lo dico anche perché facendo un conto della serva, siccome mi pare che manchino più o meno 100-110 mila richiami, lasciando perdere il nuovo, cioè se Pfizer continua a darci 25-30 mila dosi a settimana, arrivare a 110 mila ci vogliono almeno 3-4 settimane. Cioè, sì, ma c'è l'auspicio a un meglio, quello che sembra è che ce ne diano tutte quelle che dovranno darci. Okay. Quindi 50.000. E in questo senso sul tema vaccino russo e cinese ci sono stati sviluppi rispetto a quei contatti di cui ci aveva accennato anche volevo capire se c'erano, allora da un lato sul vaccino russo e cinese, dall'altro su quelli invece già autorizzati, questa ipotesi di produzione in Veneto, in loco, in Italia, si sono fatti dei passi in avanti? No, allora, russo e cinese non riguardano questi contatti, che sia chiaro. Il cinese è in valutazione EMA, il russo non ho notizie se ha presentato, forse gli indiani hanno presentato qualcosa per la valutazione EMA, perché gli indiani hanno ancora i loro vaccini. Per quanto riguarda la possibilità di creare, come si può dire, un'unità produttiva delocalizzata sul territorio, ci sono stati dei contatti con il dottor Spagna di Veneto Sviluppo, ma non sono contatti che oggi stiamo parlando sempre di vaccini autorizzati ovviamente, ma non sono contatti che oggi hanno avuto concretizzazione, questo è poco ma sicuro. Ok, un'altra precisazione all'assessore rispetto al dato che chiedeva la collega. Scusami, per chiudere, perdonami, noi restiamo con una disponibilità totale, di apertura totale rispetto a eventuali insediamenti in Veneto. Ok, riguardo al tema degli amministrativi vaccinati,
Quindi noi prendiamo il totale vaccinati, calcoliamo l'8% e abbiamo un dato più o meno in assoluto. 9%, è corretto? siamo sul 9%. 9% circa, ok. Ultima domanda per il Presidente. Oggi insomma il Corriere ha svelato un po' i contenuti di questo contratto di Pfizer. Ah, non ho letto, scusatemi. Il contratto blindato, ci sono diversi elementi di interesse, tra cui anche il fatto che pare che sia un contratto giuridicamente inattaccabile. Allora le chiedo, io ho l'impressione che anche lei abbia cambiato idea, perché mi ricordo che la settimana scorsa lei auspicava delle azioni legali contro Pfizer a tutela degli stati e delle regioni che sono state penalizzate, adesso invece dice la causa lasciamola perdere, è meglio che ci diano i vaccini. No, perché il contratto non prevede questa possibilità? Siccome mi risulta che Arcuri sta attivando l'avvocatura dello Stato. Allora, il governo ci ha confermato sabato che di adire le vie legali, punto, per tutela. 2, io ho detto il primo giorno della notizia, ho detto se ci sono inadempimenti contrattuali è giusto che si proceda a tutela dei cittadini. 3, nel momento in cui mi ridanno tutti i vaccini con recupero, dico è meglio che pensiamo a vaccinare che perdere tempo. 4, ricordo benissimo cosa ho detto, vi ho detto attenzione che il contratto noi non l'abbiamo mai visto, quindi mi ricordo quella giornata che vi ho detto c'è anche il rischio di dire cretinate, perché magari nel contratto c'è scritto che, ed è il grande dubbio che ho, ve lo voglio ripetere, che la fornitura diciamo vincolante per Pfizer sia a trimestre. Se è così uno può dire te li porto tutti. No, ma è così. Ve l'ho detto in tempi non sospetti, perché ho visto troppa tranquillità da parte di Pfizer. E allora capite che questo, e dopo c'è l'altro dubbio, che penso che sia a questo punto, io ve li dico, voi me li confermate, che l'essersi obbligato contrattualmente a dosi non vuol dire flaconi, e noi facevamo 6 dosi per flacone, non 5, quindi anche quello è e guarda caso il taglio corrisponde, no? Che è il 20%. Però sentite, io non so chi ha firmato questo contratto, dicono la Commissione Europea, ci ha detto il governo, e noi siamo semplicemente ordinanti, no? E ci agganciamo quel contratto. Certo è che è meglio che si diano tutti i vaccini e la chiudiamo lì. Il Veneto vuole i vaccini. Prego. Giacomuzzo e Moscati. Solo una precisazione, non è che sia andata meglio con AstraZeneca? Pur essendo diciamo europea, sulla quale il governo italiano ha puntato 202 milioni di dosi, addirittura neanche sono pronti. Sì, pensa solo il primo trimestre da 8 milioni a 3 milioni e 4, quindi più della metà di taglio, più del 50% in meno rispetto all'ipotizzato. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlarle sulla scuola. Lei diceva che 75-50% è da decidere. Che tempi per decidere? E poi è possibile che una provincia abbia una percentuale, una provincia ne abbia un'altra? No, sarà uniforme. Ovviamente mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Cioè non è che ne usciamo, come si può dire, belli tonici, ne usciamo un po' feriti, no? Un po' come si può dire, acciaccati da questa avventura di questi 2 mesi e mezzo. Considerate che noi abbiamo già avuto 4.400 realtà scolastiche che hanno avuto almeno un contagiato. Quindi faremo un focus che io vi voglio consegnare diciamo periodicamente sulle superiori, perché è giusto che il monitoraggio lo facciamo assieme ai veneti, no? Io tifo perché si apra al 100%, questo è poco ma sicuro, perché vorrebbe dire che abbiamo finito. Considerate anche qui, leggo qualche commento strampalato, ragazzi, il governo dice dal 50 al 75, che è la missione dei tecnici che supportano il governo, che il virus c'è, se no tu non scrivi dal 50 al 75, scrivi apri le scuole. E la famosa parere del CTS, vi ricordo, che dice si possono aprire, però le regioni devono valutare se possono aprire. La sintesi del parere è questa. In un paese come il nostro, dove si fa causa a tutto, anche a mosca che vola, figuratevi voi. Ok, quindi si riparte piano e nel giro di pochi giorni insomma. Sì, considerate che è prudenziale da un punto di vista sanitario, lo è da un punto di vista scolastico, nel senso che poi c'è un tema di organizzazione, ma lo è anche da un punto di vista di rispetto delle persone.
perché se è vero che c'è chi si lamenta perché vuole andare a scuola, è vero, e vedrete che si rovescerà la situazione appena si apre, che c'è chi chiede di poter ancora stare a casa in DAD. Tant'è vero che il legislatore oculatamente non dice apri al 100%. Quando tu dici apri dal 50 al 75 vuol dire che dici alla scuola che un po' gli garantisci la didattica in presenza, ma devi comunque garantire che anche uno solo possa stare a casa se vuole. Abbiamo le categorie fragili che noi vogliamo tutelare, non tutti i ragazzi stanno bene di salute, cerchiamo di non fare gli ipocriti. 2, ci sono ragazzi che ci scrivono disperati perché hanno il genitore oncologico in casa ed hanno diritto di poter avere la didattica a distanza, e poi ci sono quelli che hanno gli anziani conviventi e sono preoccupati per i nonni. Allora, se vogliamo essere una società ipocrita, facciamo finta che il mondo sia una sfera perfetta, ma invece è un geoide. Ultima domanda, abbiamo anticipato la settimana scorsa l'idea di riaprire gradualmente anche le visite, le prestazioni ambulatoriali degli ospedali. È confermata la data del 1° febbraio? L'assessore domani ve ne parlerà. Moscati, e se qualcun altro c'è, Manzana ancora, Tosatto. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi scusi, io dando un'occhiata qua alle schede delle caratteristiche dei vaccini messe a confronto di Pfizer e Moderna, ho notato, così almeno guardando questa scheda, una certa, diciamo, ci sono delle caratteristiche migliori di Moderna, per esempio la durata, almeno messe qui su nero su bianco, su questo schema. Tipo la durata la facilità della somministrazione piuttosto che la durata degli anticorpi, eccetera. Allora, l'altro giorno, quando lei parlava di Moderna, ha detto che effettivamente Moderna dà molto poco nell'ambito dei vaccini, della produzione. Qual è il problema di Moderna? Non lo so. Bene. No, non lo so. La ringrazio. Penso che sia un tema di produzione, anche perché non è una grande biotech, da quello che ho capito, è una start-up, ma se non ricordo male non vorrei poi dire inesattezze, per cui non lo so. Ma non c'è modo di aiutare questa produzione, visto che c'era l'offerta da parte della regione? Sì, c'è l'offerta per tutti, però non ne so nulla di queste cose. Dovete chiedere al professor Palù di questo. Ecco, e sempre rimanendo un attimo invece nel discorso cure, sì, è un po', i vaccini hanno preso un po' spazio e non si parla più delle cure. A che punto siamo con le sperimentazioni nuove che ci aveva anche informati riguardo alle nuove cure che sono in sperimentazione, quella tipo dei cocktail, quella delle monoclonali, del plasma, eccetera? Ma allora, l'assessore sta lavorando, ma è sempre di continuo, sul tema delle domiciliari. Considerate che i protocolli, anche qui, lasciatemelo dire, perché sta rasentando il ridicolo. Cioè non è che i protocolli delle cure li decide Zaia, Lanzarin o il Presidente del Consiglio o il Mevisin de casa. Cioè le cure domiciliari sono decise da uno staff di clinici, medici, farmacologi che si consultano sulla base delle indicazioni AIFA, perché non è che puoi usare tutti i farmaci che ti vengono in mente, non è che puoi usare sangue di pipistrello per curare uno perché l'hai letto su internet, e fanno noi prendiamo atto che loro che hanno titolo per farlo decidono questo, punto. Dopodiché c'è una sperimentazione sui monoclonali, noi ci siamo candidati, ce n'è già una presso la professoressa, che è centro di riferimento OMS europeo, che è la professoressa Tacconelli su Verona, che sta già sperimentando. In più c'è AIFA che adesso esce con 2 monoclonali interessanti. Noi ci siamo candidati assieme ad altre realtà, ovviamente per fare uno studio multicentrico sempre a livello regionale, perché il monoclonale capite che apre una frontiera nuova. Se pensate, non esiste il vaccino per il virus dell'AIDS, ma esistono gli antivirali. Cioè il vaccino lì non è mai arrivato perché il contenimento dell'infezione e quindi rispetto anche a una qualità della vita sostenibile c'è attraverso la farmacologia.
cioè attraverso la cura. E quindi sul Covid non è escluso che il tema del monoclonale diventi quel farmaco che dato nelle prime fasi o con moderati sintomi sia quello assolutamente. Vi ricordate che io un giorno vi ho detto, guardate, io ho avuto anche un incontro con l'azienda che produce i monoclonali, che sono quelli famosi di Trump. Lessi un articolo su Bloomberg e sono stati molto gentili. Il giorno dopo ero già in videoconferenza e anche loro mi dissero, guardate, il nostro monoclonale negli stadi avanzati non funziona, però se uno gli viene a febbretta perché ha un po' di mal di gola, insomma i primi sintomi, glielo dai, effettivamente hanno effetti. Questo è il vero tema. Probabilmente arriverà un punto nel quale il monoclonale non sarà più da fare con infusione con la flebo, ma sarà una somministrazione più semplice e a quel punto avremo, che so, la scatoletta dei monoclonali, adesso la banalizzo. Sì, ma è semplicemente perché appunto chi legge pone queste domande, no? Certo. Ecco. E tra l'altro viaggia questo sentimento che ci siano cure solo per ricchi, perché abbiamo visto gli esiti fatti in persone. In Veneto no. In Veneto le cure sono uguali per tutti. È per quello che c'era questa... Guardate, in Veneto le cure sono uguali per tutti, a prescindere dal censo, dall'estrazione sociale, da tutto. E in più stiamo facendo sempre investimenti affinché siano anche cure di altissimo livello. Qua sento sempre i soliti detrattori parlare male della sanità del Veneto, a prescindere che curiamo tutti. Ma vorrei ricordare che in Veneto si applicano cure sperimentali per il cancro che costano 80.000 euro, 100.000 euro a somministrazione. Non lo fanno neanche paesi che noi riteniamo evoluti, all'avanguardia. Noi le facciamo. Ditelo ogni tanto. Grazie. Prego. Allora, Avanzan, Tosato e Buoso di Ansa. Rinuncia, Tosato e Buoso. Sì, due cose molto rapide. Prego. Una è questa. La ridistribuzione solidale dei vaccini tra regioni è già arrivata. Ci hanno confermato i 50.000 di questa settimana. Ah, ecco, perché era un fatto importante per i richiami. Sa anche da dove arriveranno? Sì, c'è tutta la tabella, nel senso che sono stati riportati tutti un taglio uniforme. Quindi se il taglio uniforme, quindi chi ha avuto di più, diciamo, ha avuto meno taglio del 29%, questa settimana tornerà a livello. Chi invece ne ha avuto di più del 29%, questa settimana non avrà il taglio. Benissimo. Sì, c'è proprio una tabella, se volete ve la diamo anche con la distribuzione regione per regione di quante sono le dosi. Abbiamo visto, insomma, quindi la redistribuzione sarà proporzionale. Matematica. Va bene. Ecco, la cosa che ci riporta un attimo al discorso iniziale. Sì. Lei si è dato una spiegazione di questo crollo vero e proprio dei contagi e dell'influenza del virus, nel senso che la caduta è stata una caduta molto rapida, molto accelerata. Abbiamo numeri che all'inizio del mese sembravano insperati. I romani dicevano natura non facit saltus, la natura non fa salti, no? Quindi come è andato in su torna anche in giù il livello di infezione. Dopodiché allora c'è la teoria delle restrizioni, che può avere sicuramente, come si vede, non basta ma aiuta. C'è la teoria delle mutazioni. Io ci metto anche la teoria del processo naturale, che sicuramente viene contingentato dalle restrizioni, dal rispettare le regole. Però è un processo naturale che vedono nelle curve del mondo e dura 3 mesi, 4 mesi al massimo, e poi se ne va a scemare. Le curve, se le guardate, sono tutte dello stesso stile. In paesi nei quali si fanno le restrizioni estreme, nei paesi nei quali ovviamente magari c'è la curva che si stringe un po' di più. Se voi guardate la nostra curva di primavera e guardate questa curva, sapete qual è la differenza? Di un mese di ampiezza. Un mese. Un mese rispetto a primavera. 3 mesi contro 4. 3 mesi contro 4. No? Noi abbiamo iniziato il 21 febbraio e siamo andati a scemare
diciamo a maggio già eravamo in remissione importante, poi abbiamo aperto tutto il 4 maggio, questo è iniziato a fine ottobre più o meno, cioè è iniziato onestamente già 15 giorni dopo l'apertura delle scuole, primi di ottobre, ma pian piano poi è salita vorticosamente novembre, dicembre, poi se voi vedete le terapie intensive sembra un trampolino, nel senso che almeno fino ad oggi è una curva che ha assolutamente un andamento che è simile è speculare alla fase di crescita, fra l'altro come curva, ha lo stesso andamento. Ok, grazie. Prego. Buoso e poi chiudiamo. Sì, una domanda. Prego. A proposito della questione del tagliando da fare ai parametri. Sì. L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero avevano annunciato a dicembre un tavolo Brusaferro, ISS. Hai ragione. Per la revisione al quale tra l'altro era stata invitata anche la dottoressa Russo. Sì, per la prevenzione. Ne sapete qualcosa o è una delle tante cose? No, guarda, non sono in grado di darti informazioni, ci sarà la dottoressa Russo nei prossimi giorni e lo chiedete. Sapete, cioè, poi ricordiamo una roba, ragazzi, che questo paese ha fatto la scelta delle zone, no? E ha fatto la scelta di non fare il lockdown. Se guardiamo i dati c'è anche da dire, e lo dico perché questa è stata una scelta che abbiamo fatto noi governatori, no? Quella di provare a inquadrare la storia con le zone, cioè alla fine vediamo che insomma siamo riusciti a venirne anche fuori per adesso, no? Con tutti i guai che abbiamo avuto. Considerate che abbiamo paesi con 2 o 3 mesi di lockdown sulle spalle che ritenevamo molto più efficienti del nostro, questo lo dobbiamo dire per onestà intellettuale, perché i governatori si sono esposti quando hanno deciso di fare le zone. Anna Andrioli e una Marchiori. Presidente, è una settimana cruciale questa anche a Roma, e quindi anche con l'interlocutore primo e con tutti i discepoli attorno. Si parlerà di giustizia e sullo sfondo di questo anche possibili demissioni del Presidente del Consiglio, ricerca di maggioranza, e in una fase forse di tutte la più delicata, perché è quella in cui si intravede forse la luce in fondo al tunnel e quindi si rimettono piccoli tasselli insieme. Che cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana dal suo punto di vista e nella gestione di una macchina complessa come quella di una regione come il Veneto? Sentendo la domanda, cioè l'interlocutore prima con i discepoli mi sa di ultima cena, però insomma ci stava come battuta. Ma io penso che a prescindere dal colore politico, e mi conoscete, e io ho il massimo rispetto per le idee di tutti e ci mancherebbe, dovrebbe essere per tutti così. Io dico che noi abbiamo bisogno comunque di un governo che abbia i numeri, cioè andare a governare con 5-6 numeri di vantaggio in Parlamento vuol dire non governare. Quindi immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni per come ormai si è ingineprata la questione. Si legge che ci sarà un conto eterno, cioè che tatticamente ci sarà la dimissione per poter andare a fare un nuovo governo che sarà il terzo Conte e sul quale si amplierà la maggioranza, da quello che si legge, perché comunque avranno più poltrone da ridistribuire. Non lo so, però se non ci sono i numeri si va a votare. Cioè, non c'è. Votare? Sì, sì. Dal voto? Voto, ma siamo in una pandemia. Cioè, ma non ci sono, se uno non ha i numeri per governare, cioè, non mi sembra che ci siano altre soluzioni, perché poi servono i numeri. Cioè, in una pandemia serve anche qualcuno che porta i provvedimenti e qualcun altro che li voti. Però che li porta c'è sicuramente, ma che li vota mi sembra di aver capito che qualche problema c'è. Ma si è dato una spiegazione del perché siamo arrivati a questa crisi? Ah, dovete chiederlo a quelli che governano, non a me. Marchiori.
Sì, Presidente, mi scusi, una domanda extra Covid riguarda i limiti dei FAS, perché dopo che c'è stata l'emanazione da parte della Regione del Veneto di una prima regolamentazione è arrivata la comunicazione che la scorsa settimana che il Ministero dell'Ambiente ha proposto una bozza con dei parametri piuttosto non ne so elevati. nulla, Okay. Devi scusarmi, però siccome ci sarà l'assessore De Berti, il vicepresidente De Berti, ne parliamo con lei. Va bene, grazie. Taxi stiamo parlando, no? Sì, Taxi? il FAS. I limiti nelle acque. I FAS, scusa, avevo capito. Perché effettivamente quei limiti, no, perché... Avevo capito taxi. No, noi siamo. No, scusate, questo dimostra che confusione che avevamo. No, nel senso che abbiamo 3.000 fronti aperti, e questo è il problema. Scusami, ma sui FAS noi abbiamo la regolamentazione che è unica in Italia, cioè 0. Non mi sembra che ancora il governo abbia adottato una regolamentazione come la nostra. Tradotta per la signora Maria, cosa significa? Che in Veneto sei sicuro di berti acqua con FAS 0. In giro per l'Italia no. Va bene, grazie. Prego. Arrivederci a domani. Grazie, domani ci sarà l'assessore e vi porta anche alcune novità, grosse novità. Grazie. Sì. Buone novità. Grazie. Allora, in attesa di capire quali saranno queste buone novità che domani porterà l'assessore Lanzarin in conferenza stampa, si è chiuso invece il consueto punto stampa di oggi del Presidente Zaia, che dopo aver fatto un piano generale sul fronte positivi, e arrivano buone notizie, continuano, anzi è meglio dire buone notizie sul calo della curva dei positivi, ma anche fortunatamente dei ricoveri. È stato fatto la fotografia per quanto riguarda i vaccini, ieri ne abbiamo parlato a lungo nel nostro telegiornale proprio con l'assessore Lanzarin dopo l'incontro con il commissario Arcuri e il ministro Boccia, che avevano delineato una situazione tutt'altro che rosea. Da Pfizer, notizie proprio di queste ultime ore, arrivano notizie rassicuranti, perché insomma Pfizer ha comunicato di tornare a regime con le consegne dei vaccini, ma anche probabilmente riuscirà a fare qualcosa di più. AstraZeneca invece in validazione in queste ore, anche in questo caso registriamo un calo, un taglio perlomeno delle consegne in questo momento. Dagli 8 milioni previsti ce ne saranno invece in Italia 3,4 milioni. Però dice insomma il Presidente Zaia, a cavallo tra febbraio e marzo dovrebbe esserci un movimento nelle vaccinazioni. Il Veneto è pronto, il Veneto vuole i vaccini, ma la notizia della giornata è la volontà della Regione di riaprire le scuole da lunedì. Sapete che c'è l'ordinanza che prevedeva la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio, le scuole superiori naturalmente stiamo parlando. Ebbene, il Presidente Zaia ha detto: se i dati continueranno ad essere questi, se la situazione insomma non cambierà dal punto di vista dei contagi, dei positivi, lunedì si apriranno le scuole. Ho già dato mandato all'assessore dei trasporti, vicepresidente De Berti, di pianificare la ripartenza. Potrebbe essere una ripartenza al 50%, ma insomma si sta valutando un attimo con che percentuale di presenza far ritornare a scuola i ragazzi delle superiori. Assessore De Berti, che sarà presente proprio in conferenza stampa o mercoledì o giovedì. Queste dunque le novità più importanti emerse da questa conferenza stampa. Vado subito a salutare, lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno a Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, tra pochi minuti devo andare in pubblicità obbligatoria, però una prima battuta, Presidente, anche perché è stata un po' la chiusura della conferenza stampa del Presidente Zaia, quella di un commento su questa crisi di governo. Per quanto vi riguarda, ma che è un po' la situazione che accomuna tutte le categorie economiche, questa situazione, una crisi di governo e un eventuale voto che va a bloccare, che sta bloccando effettivamente alcuni importanti provvedimenti a partire dai ristori e che riguardano anche il vostro settore. Beh, noi abbiamo bisogno di un governo che possa operare, per cui al di là della crisi attuale, che ovviamente ci preoccupa per questa situazione di instabilità, noi quello che auspichiamo è che ci sia un governo che possa operare a pieno, perché le sfide sono importanti dal punto di vista sanitario, l'abbiamo visto, ma ancora di più o parallelamente direi anche sul settore economico, perché
le difficoltà che abbiamo ce le abbiamo tutti, il decreto ristori stentano a arrivare, oppure se arrivano comunque sono largamente insufficienti e le categorie economiche sono in enormi difficoltà, quindi bisogna andare avanti in parallelo su tutti i fronti e abbiamo bisogno di un governo. Il voto cosa significherebbe per il Paese, per l'economia del Paese? Ma andare a elezioni anticipate significa avere un periodo di tempo in cui ci sarà grossa confusione e non si potrà operare al meglio. Per cui se i numeri, come diceva peraltro anche il Presidente Zaia, non ci sono per sostenere un governo attuale, certo può essere la soluzione di andare rapidamente, direi a questo punto, a elezioni. Certo significa sempre un periodo di qualche mese di grossa incertezza che ci mette in difficoltà non solo a livello nazionale ma anche europeo, perché sappiamo tutto il tema dei recovery fund che potrebbe solo subire ulteriori ritardi e questo ovviamente ci preoccupa. Insomma, abbiamo bisogno di un governo efficiente e immediato. Se non c'è, a questo punto le elezioni possono essere una soluzione alternativa. Sul fronte ristori com'è la situazione per quanto riguarda il comparto agricolo? Allora, sul comparto agricolo lo dividerei in due fasce, ovviamente c'è quello più legato al settore turistico e poi tutto il resto del sistema economico. Diciamo che dei ristori ci sono stati già a partire dalla primavera, però ovviamente erano dei piccoli sostegni a una situazione di difficoltà imprevista. Poi sono proseguiti in con fase alternata, poi soprattutto per il settore agrituristico, che poi è quello più colpito del nostro sistema, perché ovviamente hanno chiuso tutte le attività, salvo una piccola parte di riapertura nei mesi giugno-luglio. I ristori ci sono stati, devo dire la verità, in Veneto sono anche arrivati e se vuole in Veneto c'è stata anche una situazione più positiva, perché anche attraverso la regione sono arrivati ulteriori piccoli stanziamenti per questo settore e forse siamo stati anche più fortunati, ma come tutti i ristori sono un piccolo palliativo rispetto alla grossa crisi economica, perché evidentemente sono attività che hanno chiuso nella loro sostanza, che hanno avuto un piccolo sostegno da parte del sistema nazionale e un ulteriore aiuto dal sistema regionale che bisogna dire che è stato efficiente. Però sono sostegni di breve termine e come tali non possono dare agli imprenditori una visione nel medio periodo di cui avremmo un'estrema necessità, soprattutto nel momento di ripartenza. Certo, perché... Presidente, la devo fermare. 45 secondi di pubblicità e poi torniamo ad approfondire meglio questo argomento. Siamo tornati in diretta, stavamo parlando con il presidente di Confagricoltura Treviso, Bonaldi, della situazione sul fronte ristori. Diceva, Presidente, che in alcuni casi sono arrivati, ma non, come poi insomma quello che ci viene segnalato anche da altri settori, non sufficienti a ristorare proprio quanto perso. Sì, nel senso che questo tipo di sostegni aiuta il sistema con un piccolo ristoro che può essere sufficiente nel brevissimo periodo, però nella prosecuzione della propria attività ovviamente non sono sufficienti, non lo sono neanche lontanamente sufficienti. D'altronde ci dobbiamo rendere conto che sono attività che hanno chiuso, no? In alcuni casi. L'agriturismo a cui le faccio riferimento è proprio il classico esempio, per cui sono attività che da fatturato, ipotizziamo 100, sono andate a zero sostanzialmente, e quindi un ristoro che mi porta un 10-15% del tutto è chiaro che è palesemente insufficiente. D'altronde i costi proseguono, le attività, gli affitti, i canoni, le tasse e anche il rapporto con i collaboratori, insomma, va a rendersi sempre più complesso e difficile. E sono tutti dati che lasciano l'imprenditore agricolo in grossa difficoltà. Si fa fatica a pensare cosa potrà avvenire ed è per questo che diventa molto molto importante avere una visione nel medio periodo e soprattutto arrivare preparati a quella che sarà la ripresa, perché forse più dei ristori, che a questo punto abbiamo capito che queste sono le disponibilità economiche, più di questo non si potrà avere,
bisognerebbe avere la capacità poi nel momento della ripresa di essere pronti, preparati, avere un efficace sistema di promozione del nostro sistema turistico, lo dico in senso trasversale su tutte le attività economiche legate al turismo ovviamente, che possa essere preparato a dare la sufficiente promozione nel momento in cui ci saranno le riaperture. Per quanto riguarda gli altri settori, abbiamo capito insomma il settore degli agriturismi, per quanto riguarda gli altri settori com'è la situazione in questa fase? Beh, è una situazione che ovviamente è stata, gli altri settori sono stati colpiti in maniera differenziata, indirettamente in alcuni casi. Allora, parliamo del vino, che per la nostra provincia è sicuramente il settore prevalente in termini di valore aggiunto. Allora, direttamente vediamo che le cose sono andate bene. Potrei fare l'accenno che abbiamo visto anche su tutti i mass media del Prosecco, che ha raggiunto degli obiettivi molto importanti, insomma dei traguardi veramente apprezzabili rispetto a un anno come il 2020, che ha avuto tutte le sue difficoltà e che ha superato obiettivi del 2019. Quindi su questo non c'è dubbio, però è pur vero che tutta una serie di aziende non preparate ad avere un canale di vendita attraverso la grande distribuzione hanno sofferto e sofferto non poco, perché ristoranti chiusi, pub chiusi, enoteche chiuse, e questo di fatto per molte aziende ha rappresentato un gravissimo problema. Teniamo anche conto che per affacciarsi sulla grande distribuzione bisogna avere delle dimensioni, delle strutture di un certo rilievo che nella media del nostro sistema imprenditoriale trevigiano non c'è, quindi diventerebbe anche difficile accedere a questo tipo di canali di vendita. Quindi il vino sicuramente per alcune aziende è stato difficoltoso, cioè sicuramente non è stato migliore dell'anno scorso, ha avuto delle perdite. E poi ci sono altri settori della nostra provincia, come il settore allevatoriale in particolare, latte da una parte, ma anche il settore carne, che ha avuto dei grossi ridimensionamenti legati anche alla pandemia e quindi a una serie di consumi diversi che si sono riscontrati in tutti i settori e anche nella grande distribuzione, con un acquisto da parte dei consumatori diverso rispetto al passato e comunque con una vendita. A questo poi ci aggiungiamo anche rapporti commerciali con gli altri paesi europei e anche internazionali, che hanno ulteriormente messo pressione su un abbassamento dei livelli di vendita del latte e della carne, con una serie di difficoltà aggiuntive. Sappiamo che il tema del recovery plan, dei recovery fund, sia al centro anche proprio della discussione a livello nazionale. In che modo il vostro settore è interessato? E aggiungo, serve un recovery proprio incentrato solo sull'agricoltura? Servirebbe? Allora, serve un piano strategico nazionale importante per l'agricoltura, ma veramente importante nel senso di rilancio del nostro settore, che è sempre molto sensibile e molto, che ha molte necessità di aiuti e sostegni, proprio per competere a livello mondiale. Dico questo perché altri paesi lo fanno e in Europa stentiamo un po' ad avere questa medesima politica. Però ci serve, dobbiamo sfruttare questa occasione veramente per rilanciare il sistema. Vale per l'agricoltura, ma vale anche per altri settori economici. Da Recovery Fund effettivamente ci sono tutta una serie di capitoli che sono di nostro interesse, a partire dalle agroenergie, ma via via alla competitività, all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione. Sono tutti capitoli che verrebbero finanziati all'interno di questo Recovery Fund, ma che devono essere indirizzati anche al nostro settore e in maniera direi anche importante. Il tema vero è però di non disperdere queste risorse, tante o poche che siano. Deve essere un'occasione veramente di rilancio profondo del nostro sistema. Ecco, disperderli su troppi canali, anche queste decine o queste centinaia di miliardi che in parte potrebbero arrivare al nostro settore, non devono essere dispersi su troppi capitoli, perché altrimenti perderemmo l'ennesima occasione
per uscire da queste difficoltà con un'agricoltura rinforzata e non indebolita come abbiamo visto un po' negli ultimi anni. È veramente una scelta strategica importante a cui sono chiamate però a dare un contributo fondamentale anche le associazioni agricole, che si devono dimostrare all'altezza del loro compito per cercare di trovare una sorta di condivisione anche a livello governativo per una progettazione che abbia una sua valenza sul medio-lungo periodo. Ecco, proprio questo, le aziende, come siamo abituati noi a pensarle, sono pronte a questa sfida, ad essere poi concorrenziali anche con i colleghi esteri? Ma le aziende lo devono essere, molte lo sono già, molte stanno facendo, ritornando a fare investimenti con un occhio alla competizione sul mercato nazionale ed estero. Molte sono già pronte, ma molte devono ancora arrivare, ed è proprio l'accompagnamento di questo sistema verso un percorso virtuoso che deve vedere coinvolti tutti, ma in maniera, direi, molto sinergica. Dobbiamo dimostrare tutti quanti, dalle istituzioni alle associazioni, ripeto, così come gli singoli imprenditori, a capire che è venuto il momento di cambiare proprio pagina, nel senso di comportarci in maniera diversa e trovare non una soluzione a tutti i piccoli problemi che ognuno di noi ha, ma trovare delle scelte strategiche che ci portino fuori da questa incapacità di affrontare i mercati internazionali, che è veramente un problema. Presidente, abbiamo avuto, sappiamo di dati preoccupanti che arrivano da altri settori, di realtà costrette a chiudere, che non ce la fanno, pensiamo al mondo della ristorazione, dei bar. Per quanto riguarda il vostro settore, avete dei dati che vanno in tal senso, cioè di aziende che vi hanno dimostrato le difficoltà nel anche solo pensare di poter riaprire laddove siano chiuse, o comunque di poter sopravvivere in questa fase ancora così delicata? Diciamo che la fase è sicuramente delicata. Io ho continuamente segnalazioni di difficoltà, diciamo che si sono accentuate in questo periodo, per cui la possibilità è che qualcuno non apra, specialmente nel settore zootecnico, è una possibilità molto reale, così come peraltro anche qualche agriturismo. Certo, quello che si vede è che da questa crisi le cose ovviamente sono diventate sempre più sensibili, sempre più difficili. Molte aziende, il nostro tessuto agricolo, così piccolo e frammentato, trovava difficoltà di equilibrio già nella fase precedente. Adesso si è accentuato tutto questo meccanismo e allora questo disinvestimento dall'agricoltura potrebbe provocare piano piano veramente una serie di problemi. Abbiamo visto cooperative chiudere, abbiamo visto dei sistemi che devono trovare nuovi equilibri. Credo che questa crisi ci abbia insegnato che dobbiamo proprio cambiare passo, ma proprio come mentalità, nel senso non dobbiamo più ricercare un singolo sostegno economico per risolvere il problema del momento, ma dobbiamo avere uno sguardo più avanti, una progettualità diversa, per cercare di avere delle strutture più solide che possono, e delle aziende più solide poi, che possono far fronte anche a crisi momentanee. Oggi una crisi come quella di oggi, dovuta a questo Covid, ha reso ancora più evidente le difficoltà di molti settori, tra cui anche quello agricolo, nel poter continuare a sopravvivere. Allora, siccome noi siamo molto impegnati con le nostre aziende, vogliamo proseguire, però vogliamo cercare anche di uscire da una situazione così difficile, insomma, che poi perdura da tempo. Grazie Presidente, grazie per questo quadro della situazione del mondo agricolo. Torneremo ad aggiornarci presto insieme a lei. Io ringrazio Gian Giacomo Gallarati Scotti-Bonali, Presidente di Confagricoltura Treviso. Grazie Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a lei, buongiorno. Adesso noi ci fermiamo, ancora qualche istante di pubblicità, prima però vediamo le previsioni meteo. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo.
Inizio di settimana un po' incerto, ma la situazione sarà presto destinata a migliorare. Vediamo insieme cosa potrebbe accadere dal punto di vista meteorologico. Sul Veneto nella mattinata di lunedì 25 gennaio il cielo risulterà piuttosto nuvoloso. Non saranno da escludere dei deboli piovaschi e in pianura potrebbero essere anche accompagnati da qualche fiocco di neve. In giornata lo scenario cambierà con ampio soleggiamento su tutto il territorio. Temperature minime sotto zero praticamente ovunque, valori massimi fino ai 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressappoco la stessa, non mancherà la presenza del sole, solo al mattino potrebbero verificarsi occasionali piovaschi. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece fino ai 5-6 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole, con neve a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature minime piuttosto rigide, massime invece fino ai 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci in diretta, vi ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, la notizia data durante la conferenza stampa dal presidente Zaia, ovvero che se la situazione epidemiologica resterà questa che si sta registrando ormai da diverse settimane in Veneto, dal 1° febbraio i ragazzi delle scuole superiori, naturalmente del Veneto, potranno rientrare in classe. Questo quanto annunciato dal presidente Zaia, ma adesso mi vado a collegare subito con Alessia Brescia, coordinatrice di tutela nazionale imprese per il Veneto e ristoratrice. Buongiorno, benvenuta, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, innanzitutto partirei proprio da quest'ultima sua carica, quella di ristoratrice. Lei ha un ristorante in un borgo meraviglioso del Veneto e sta naturalmente risentendo forse ancora di più di questa situazione. Spesso parliamo di questa attività, di questi locali nei grandi centri, ma questa situazione per le piccole realtà territoriali significano anche, insieme alla chiusura di questi locali, la lenta morte, forse un termine troppo forte, di questi borghi a valenza turistica. Esatto, allora io ho appunto una trattoria tipica a Valeggio sul Mincio, quindi Nodo d'Amore, il famoso tortellino di Valeggio, che in questi mesi ha risentito tantissimo della mancanza dei turisti. Noi siamo 19.000 abitanti e viviamo soprattutto di turismo. C'è Borghetto, che è Borghetto sul Mincio, che è patrimonio dell'UNESCO, completamente deserta, i locali sono chiusi da mesi, non c'è una visuale del futuro e questo è fondamentale. Noi ristoratori abbiamo bisogno di una programmazione, ancora di più per esempio anche gli alberghi chiusi anche sul lago di Garda da mesi, e non c'è uno spiraglio, di luce, non si vede la luce in fondo al tunnel. Anche quei 2 giorni di riapertura del 7 e dell'8 gennaio, zona gialla per 2 giorni, erano impensabili, nel senso che noi abbiamo bisogno di un'organizzazione, come fare per riaprire. Ci sono locali sicuramente che non riapriranno più, purtroppo, che non hanno aperto da marzo, e quindi io all'inizio di questa situazione, purtroppo non voluta, ci mancherebbe, mi sono dovuta dare da fare, mi sono data da fare, e ringrazio tantissimo questa associazione TNI, Tutela Nazionale Imprese, che si sta allargando sul nazionale, quindi sta creando la sua realtà. Ristoratori Toscana, Ristoratori Veneto, Lombardia, tutte le regioni sono incorporate sotto questa grande associazione, che è costituita da noi, da ristoratori, da semplici lavoratori, che dobbiamo assolutamente difenderci o comunque
diciamo da questa situazione abbiamo infatti fatto da marzo tantissime iniziative, siamo scesi in piazza, abbiamo fatto di tutto di più. Addirittura il 4 di novembre siamo partiti da Pontevecchio, siamo andati a piedi fino a Roma a parlare con il nostro Premier e abbiamo fatto una serie di richieste. Tantissime. Io la interrompo un attimo, signora, la interrompo, adesso arriviamo subito alle richieste. Sì. Perché dietro a questi locali, dietro a questi imprenditori ci sono poi le famiglie degli imprenditori, ma le famiglie anche di chi lavora all'interno di questi locali. Esatto, qual è la situazione? Quali sono le situazioni, alcune situazioni che vi sono arrivate e che sono particolarmente drammatiche, che magari vi hanno colpito anche proprio dal punto di vista umano della difficoltà che si sta vivendo? Allora, ci sono famiglie, grazie mille per averlo denunciato, ci sono famiglie che non hanno la possibilità neanche di fare la spesa. Io personalmente, come tanti miei colleghi, abbiamo dovuto avevamo le celle strapiene di merce, per forza di cose. Siamo stati chiusi mesi e abbiamo donato a queste famiglie che ne avevano bisogno determinati prodotti, ovviamente. E queste famiglie qua, ma non solo le famiglie, come posso dire, dirette, cioè quelle dei dipendenti che non hanno più il lavoro, chi è in cassa integrazione, che ancora non l'ha ricevuta, ma tutta la filiera intorno, perché ci sono altri milioni di famiglie come per esempio i fornitori delle bevande, il macellaio piuttosto che il panettiere, cioè sono tutte realtà che hanno subito questa crisi, quindi non si trovano più a lavorare, ci sono persone che sono state purtroppo lasciate a casa, ci sono persone che non hanno sostentamento, persone che prima avevano una vita normale, che adesso purtroppo si ritrovano veramente in serie ristrettezze, e questo purtroppo da mesi non può più durare, perché più andiamo avanti con il tempo più ci saranno persone che non riescono ad arrivare a fine mese, ma neanche a metà mese, perché non avendo più uno stipendio, lei si immagina la situazione è deleterea veramente. E c'è un comparto, che è quello dell'Horeca, che è completamente in ginocchio, che sta chiedendo aiuto da mesi. Sta chiedendo aiuto non solo per ristoratori, alberghi, caffè, eccetera, ma veramente anche per i dipendenti e per tutte le persone intorno a questi settori che sono fondamentali. Ecco, lei prima stava dicendo dell'incontro qualche mese fa con il Premier Conte, c'è stato anche di recente un nuovo incontro con le istituzioni a Roma. Esatto. E avete portato le vostre richieste. Che richieste? Certo. E come sono andati questi incontri? Perché poi è importante avere anche una risposta dagli interlocutori con cui ci si confronta. Certo, allora come Tutela Nazionale Imprese abbiamo portato le nostre richieste, che sono storiche, diciamo che è da marzo che le portiamo, abbiamo ottenuto diverse cose, tante speriamo di ottenerle, tra le quali la cancellazione delle tasse o la possibilità di intervenire sul canone RAI, sulla SIAE, la necessità di pensare anche ad un bonus per le start-up che sono state completamente dimenticate, eliminare per esempio dai ristori il distinguo dei codici Ateco e parametrare soprattutto le perdite subite in base annua, non solo in base ad un unico mese, perché noi abbiamo avuto delle perdite addirittura che arrivano all'80% del fatturato, quindi si immagini che un ristoro di 2.000 euro, di 3.000 euro, ovviamente con per esempio un affitto da 7.000 o 8.000, ovviamente non sono veramente irrisori. Meglio niente per carità, meglio che niente per carità, però comunque è troppo poco. Tutti questi punti sono stati indicati sia appunto all'attenzione del Premier durante il primo incontro a novembre, ma ancora prima ad aprile a Patuanelli, il 29 esattamente, e anche giovedì, e si spera appunto che le cose vadano diciamo nella direzione giusta. E una novità, abbiamo chiesto, visto che non ci sono dati scientifici evidenti, l'apertura anche la sera per la zona gialla, perché la sera per noi ristoratori è fondamentale,
noi la maggior parte del lavoro è concentrato nella sera. Si immagini a quei ristoranti o quelle pizzerie che aprivano solo la sera e si sono dovuti adattare ad aprire a pranzo. È un non lavorare. Senza parlare poi delle zone arancioni che con l'asporto praticamente hanno dimezzato, se non ancor meno, il fatturato, e quindi noi speriamo veramente che in zona gialla si possa riaprire con tutte le dovute regole, come abbiamo fatto da mesi, i locali, i ristoranti. Noi ci siamo adeguati, siamo stati i primi come ristoratori Toscana poi a seguire tutto il resto, quindi tutte le nazionali imprese contemporaneamente, a chiudere prima, addirittura abbiamo chiuso il 4 di marzo, quindi 4 giorni prima dell'annuncio del Premier Conte, proprio per la tutela della salute. E abbiamo seguito sempre tutte le regole, abbiamo fatto gli adeguamenti, abbiamo stravolto i nostri locali, abbiamo dimezzato i tavoli, insomma quello che è stato fatto penso che sia risaputo. Questo poi per che cosa? Per stare chiusi, e quindi è una cosa che veramente, nel rispetto di tutte le regole, come abbiamo fatto noi, non ha un senso, se non provato comunque da comprovate esigenze scientifiche. Allora io dico, se queste esigenze scientifiche ci sono, benissimo, si sta chiusi, però con degli indennizi adeguati, perché noi non possiamo reggerci da sole, ovviamente, altro che 300.000 aziende chiuderanno, anzi hanno già chiuso, ma il doppio, il triplo. Quindi oltretutto è una cosa che mi dispiace tantissimo, perché l'Horeca o comunque la ristorazione in generale, parlando come ristoratrice, è il fiore all'occhiello dell'Italia e quindi sta morendo, e noi non vogliamo assolutamente che muoia. Una delle parti più belle dell'Italia, con i suoi locali, con tutto quello che ne concerne. Per questo mi sono affidata totalmente a Tutela Nazionale Imprese, che è veramente un'associazione creata da noi. Ci fermiamo, le chiedo ancora pazienza per pochi minuti, ci fermiamo per un istante di pubblicità e poi torniamo per una conclusione, per capire insomma anche come proprio queste realtà si siano evolute, abbiano cercato anche di riorganizzare la propria attività interna per cercare di stare a galla, di sopravvivere. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo in diretta tra pochissimo. Rieccoci in diretta, stavamo parlando con Alessia Brescia, coordinatrice di Tutela Nazionale Imprese per il Veneto e ristoratrice, delle difficoltà che sta vivendo questo comparto in questa fase, realtà che hanno anche cercato di reinventarsi, di riorganizzarsi con l'asporto, laddove possibile anche con le consegne a domicilio, ma sappiamo che spesso questo comporta dei costi che non sono sostenibili e quindi ci sono realtà che hanno deciso di chiudere, perché magari erano attività che non avevano mai fatto e che quindi avrebbero richiesto proprio uno sforzo di risorse umane e economiche insostenibile. Certo, per esempio questo è il mio caso, io non faccio l'asporto in quanto sarebbe reinventarsi nei limiti del possibile, ovviamente. Ci sono realtà diverse da zona a zona, da paese, da città, eccetera, eccetera. Noi, la nostra realtà, un conto è la pizzeria, un conto è anche i pub. I pub per esempio hanno dovuto reinventarsi da zero, hanno dovuto appunto puntare solo e esclusivamente sull'asporto. Io personalmente il mio locale con questo discorso non lo posso fare, ma come me ce ne sono tanti altri. Per questo infatti anche a Borghetto sul Mincio, che è praticamente il borgo antico di Valeggio, ci sono locali che ancora non hanno aperto. E quindi questa è la realtà. Ci saranno aziende che magari si sono industrializzate e hanno fatto l'asporto, ma parlo per il mio territorio, l'80% non l'ha potuto fare. Quindi siamo veramente in una situazione
deleterea, siamo quasi agli sgoccioli, diciamo, e se non arrivano degli aiuti concreti, sostanziosi, molte aziende chiuderanno, moltissime. Questo è il lavoro che stiamo facendo, riunendo più ristoratori possibili nei ristoratori Veneto. Le faccio un'ultimissima domanda, non tanto come imprenditrice ma quanto come cittadina. Quanto male fa vedere un borgo meraviglioso? Abbiamo, insomma, anche chi non c'è stato sa, perché insomma, si vedono le immagini, si conosce bene Borghetto, Valeggio sul Mincio. Quanto male fa vedere questi borghi fantasma senza chi li rende vivi, ovvero i turisti, ma anche il turismo a chilometri zero in questo momento è impossibile perché proprio non ci si può spostare fuori dai propri confini comunali. Esatto, fa male al cuore vedere un Avaleggio o un Borghetto, per esempio, senza un'anima viva. Ci sono i mulini meravigliosi che girano, sembrano quasi girare a vuoto, e è triste, è veramente triste, soprattutto anche per il fatto che nel poco tempo che siamo stati gialli, sabato e domenica comunque non si poteva aprire, c'erano determinate restrizioni, per noi il sabato e la domenica è fondamentale, qualcuno che passeggia c'è, per il resto è una desolazione, Tutte le luci sono spente. E questo è indicativo della situazione che stiamo vivendo. Noi ci auguriamo che quelle luci possano tornare a riaccendersi, certo, che le porte possano tornare ad aprirsi, perché innanzitutto significa che il peggio è passato, ma soprattutto significa che tante realtà sono pronte a ricominciare, perché voi siete pronti a ricominciare. Basta avere una pianificazione, perché quello che era emerso anche da molti altri suoi colleghi è l'assenza di una chiarezza, l'incertezza uccide, molti ci hanno detto. Infatti la cosa che disarma di più è proprio questa, cioè non avere una proiezione del futuro. Quindi noi che siamo, il nostro lavoro è la programmazione di un evento, di una festa, piuttosto che un pranzo, una cena. Noi non possiamo assolutamente programmare e questo è disarmante. Noi abbiamo bisogno di certezza, abbiamo bisogno di un tempo, abbiamo bisogno di capire che cosa fare delle nostre aziende, perché collegate con le nostre attività ci sono appunto le famiglie. Noi in primis siamo delle famiglie, dopodiché arriva tutto il resto, però bisogna avere dei dati certi, dei chiarimenti, perché così non si può assolutamente andare avanti. E un'altra cosa, dobbiamo assolutamente, come ristoratori, come baristi, come pizzaioli, come settore, unirci assolutamente, dobbiamo essere uniti, perché solo ed esclusivamente se siamo uniti possiamo far sentire la nostra voce. Io questo tengo a dirlo, quindi certo, cercare insomma di fare squadra, cosa che non si è mai fatta, e sono ben felice di appunto coordinare TNI, Ristoratori Toscana, Veneto e quant'altro, tutta l'Italia, per il semplice motivo che bisogna assolutamente farsi forza l'uno con l'altro, quindi incorporare tutte queste attività sotto la tutela che non abbiamo mai avuto. Grazie davvero da Alessia Brescia e naturalmente in bocca al lupo per tutti voi. Grazie e a presto. E questa dunque un'altra categoria di cui ci stiamo occupando molto, quello appunto dei ristoratori, dei locali fermi ormai da molto tempo. Intanto arrivano delle buone notizie, ne abbiamo bisogno proprio sul fronte vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale delle circa 450.000 dosi di vaccino Pfizer previste per queste settimane per l'Italia, dopo i tagli annunciati. Le dosi Pfizer dovrebbero essere consegnate entro mercoledì, mentre domani dovrebbero arrivare le 66.000 del vaccino di Moderna destinate all'Italia in questa settimana. E infatti il presidente Zaia ha detto domani dovrebbero arrivare 50.000 dosi di Pfizer, e quindi continuare con i richiami, mentre resta insomma da capire ancora, da definire le date per la seconda fase, quella che interessa gli over 75, gli over 80. Qui ha specificato si partirà dalle fasce più alte di età, naturalmente scendendo
via via scalare fino agli over 75. Questa è appunto la situazione. Vi ricordo la notizia data dal Presidente Zaia: le scuole torneranno, le scuole superiori riapriranno dal 1° febbraio, la premessa è d'obbligo se la situazione resterà questa dal punto di vista epidemiologico. Vi ricordo questa sera in prima serata alle 21:15 nuova puntata di Ring. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino saranno Mario Conte, sindaco di Treviso, Giordano Riello, imprenditore, e poi Andrea Penzo Aiello di Veneto Imprese Unite e l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, allora vi do lettura di una notizia di cronaca che arriva dal Vicentino, con 5 agenzie immobiliari abusive operanti sul settore dell'altopiano dei 7 comuni che sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Vicenza. L'operazione è stata condotta dai militari della tenenza di Asiago e le cui indagini hanno consentito di rilevare che le agenzie operavano in assenza dei requisiti previsti dalla normativa recente. Le sanzioni per questo tipo di violazioni sono state inasprite. Per i titolari delle 5 attività scatterà una sanzione amministrativa di 25.000 euro corrispondente ad un terzo della sanzione massima. Prima dell'arrivo del Presidente Zaia vi stavo dando anche una notizia che avevo detto che dal bresciano si intrecciava anche con il Veneto. Vediamo se riesco a recuperarla, e che riguarda appunto quel caso di quel medico di Brescia accusato di aver ucciso 2 pazienti Covid somministrando loro farmaci che hanno avuto effetti letali. Sono 2 professionisti veneti, consulenti tecnici individuati dalla Procura di Brescia. Questi 2 consulenti saranno incaricati dell'autopsia dei 2 pazienti morti. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo. Le indagini hanno rilevato presenza di farmaci anestetici miorilassanti comunemente usati nelle procedure di intubazione e sedazione. Questa è insomma la vicenda che porta in qualche modo in Veneto, visto che i 2 consulenti sono individuati dalla Procura di Brescia, sono appunto un medico legale veneziano, Antonello Cirnelli, consulente in molte inchieste della Procura del Nord-Est, e della dottoressa Donata Favretto, chimica responsabile del laboratorio di medicina legale dell'Università di Padova, che appunto dovranno eseguire le autopsie su questi 2 pazienti. Noi siamo in chiusura, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.